Buongiorno, benvenute e benvenute al nostro convegno annuale che ormai di tradizione, questa è la quarta edizione, è organizzato in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, ma poi ve lo dico bene tutti quanti. Sono Renata Codiglia, delegata locale per questa iniziativa convegno annuale e premio di laurea Piero Villotta. Oggi il tema è giornalismo e intelligenza artificiale. Qualcuno ci dirà che siamo di moda o che siamo quasi scontati. Io credo che cercheremo di mettere sul piatto un po' di argomenti, nessuna risposta a tante domande, perché è un tema appunto molto importante, indispensabile. Cercare di mettere in ordine qualche concetto o qualche opinione. Prima di questo, però, con grande piacere appunto abbiamo alcuni saluti istituzionali e vi presento subito i primi ospiti, che poi non è un ospite, è padrone di casa, è il professor Francesco Pitasso, delegato del Rettore per la sede di Gorizia. Abbiamo invece un ospite nuovo, perché è il nuovissimo presidente dell'Ordine dei giornalisti Friuli Venezia Giulia, Furio Baldassi, che è la sua prima uscita pubblica. Sì, la prima. Wow, sì, abbiamo il debutto abbiamo del presidente dell'Ordine dei giornalisti e un graditissimo ritorno che è Adriana Ronco Villotta, promotrice del premio di laurea dedicato alla memoria di Piero Villotta, storica dell'arte e donna eccezionale, sempre sul pezzo, veramente come si confà ai veri giornalisti. Allora, vi dicevo, giornalismo e sfide etiche, sociali, deontologiche, dedicato alla memoria di Piero Villotta, organizzato dai corsi di laurea in relazioni pubbliche e laurea magistrale in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell'Università di Udine, sede di Gorizia, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti e con l'Ordine dei giornalisti Friuli Venezia Giulia, sempre con la collaborazione di Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia, sono i nostri partner storici. Tanto vi dovevo, passo la parola a Francesco Pitasso, voi di là o voi di qua. Buongiorno a tutte e tutti, vi porto i saluti del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, il professor Roberto Pinton, a cui si uniscono ovviamente i miei, insieme al ringraziamento al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, all'Associazione, all'Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia e un ringraziamento davvero sentitissimo anche alla dottoressa Adriana Ronco Villotta per il convinto sostegno attraverso gli anni a questa iniziativa così importante e meritoria, che consente in qualche modo di raccordare quello che noi facciamo qua dal punto di vista formativo con quello che succede una volta che siete usciti da qui, ma che in qualche misura influenza quotidianamente anche la nostra percezione, il nostro orientamento nell'esperienza quotidiana. Credo che il tema di quest'oggi forse è di moda, ma più che di moda è evidentemente impellente, qualcosa che progressivamente sta trasformando le nostre appunto modalità di vivere il mondo, di conoscere la realtà. Non mi attardo granché su questo, per due motivi fondamentali. Uno, non sono un sociologo di formazione, un sociologo dell'informazione, e in secondo luogo non ho una competenza specifica sull'intelligenza artificiale. Diciamo che se dovessi in qualche maniera spiegare come percepisco, come vedo i processi di trasformazione così repentini, così davvero tumultuosi, direi che riprendendo la vecchia ma sempre valida ripartizione di Umberto Eco tra apocalittici e integrati, credo che da un lato non si possa guardare all'intelligenza artificiale un po' come Matrix dei fratelli Wachowski, qualcosa che ci permeerà e ci sottrarrà alla percezione e l'esperienza della realtà, ma dall'altro lato forse alcune criticità ci sono e gli interventi che seguiranno effettivamente cercano di porre
il dito esattamente su alcune di queste criticità. Io mi limito a suggerirne 3, ma più appunto come considerazioni estemporanee che non come valutazione ponderata e approfondita. Il primo evidentemente è quello che verrà trattato da uno dei relatori successivamente, il dottor Degano, cioè quello della disintermediazione. Effettivamente l'intelligenza artificiale fa venire meno una serie di quelli che si definiscono gatekeeper, cioè coloro che hanno in qualche maniera il compito di selezionare, processare e valorizzare le informazioni, e questo pone dei problemi, perché i gatekeeper nel momento in cui occupano quella posizione effettivamente vi sono pervenuti perché hanno una competenza, una formazione, un'esperienza che non possono essere trascurate. E non è che non possono essere trascurate per un qualche omaggio a una corporazione, ma perché effettivamente esperienza, competenza e diciamo così cognizione dei processi di generazione delle notizie sono fondamentali per garantirne in qualche misura non la verità con la V maiuscola, ma la affidabilità. Seconda questione che mi sembra fondamentale, quella della concentrazione. Come sappiamo, l'intelligenza artificiale sta concentrandosi in alcune aree dal punto di vista geopolitico. Non era così per la generazione delle notizie, non lo è stato nel corso della storia. Il fatto che questa concentrazione geopoliticamente sia ubicata, sia localizzata, pone dei problemi non trascurabili complessivamente alla produzione di notizie, ma nel senso più specifico anche alla nostra situazione europea. Sappiamo per le evoluzioni più recenti dal punto di vista geopolitico di come l'Unione Europea si trova in questo momento come un vaso di coccio tra alcuni vasi di componenti assai più pesanti. Il fatto che questa cosa, come dire, influenzi anche la maniera in cui le notizie siano generate, secondo me rende la situazione dell'Unione Europea, che ha standard di welfare particolarmente avanzati, allo stesso tempo più complicata. Ci rende in qualche maniera forse pasciuti, forse tranquilli, forse più sereni di altri contesti geopolitici o diciamo così nazionali, ma contemporaneamente più a rischio. Terza questione, quello dell'identificazione, e qua entriamo forse nel piccolo campo in cui ho qualche competenza di più, ovvero sia io sono uno storico del cinema, quindi piuttosto sulla questione delle immagini. C'è un regista a cui sono particolarmente affezionato, uno dei grandi maestri del documentario contemporaneo, Errol Morris, Oscar nel 2004 per The Fox of War, che ha scritto un libro. Lui viene da studi di filosofia e di antropologia. Il libro si intitola Seeing is Believing, vedere è credere. Cioè, in qualche maniera, l'idea che le immagini abbiano un rapporto privilegiato e maggiormente connesso con il reale rispetto al linguaggio verbale, che evidentemente ha una natura simbolica di restituzione del verbale, ci porta a credere nel momento, vedere, e nel momento in cui vediamo, crediamo. Ma il problema fondamentale, terza parola d'ordine, è quella dell'identificazione. Nel caso della generazione delle immagini con intelligenza artificiale, noi abbiamo, a parte quelle in cui tutti quanti a un certo punto che ha fatto collassare ChatGPT, generavamo i nostri ritratti con le parvenze del nonno di Heidi più o meno, ma molto spesso la generatività dell'intelligenza artificiale rispetto alle immagini rende particolarmente complesso l'identificazione effettivamente di qual è il rapporto con il reale che queste stesse immagini hanno. Questo nel momento in cui il giornalismo storicamente, in particolare quello di reportage, così ampia parte poggia sulle immagini stesse, mi sembra una sfida importante. Detto tutto questo, un ringraziamento davvero non di forma alla professoressa Renata Codilia, che da anni sostiene, anima e come dire, inventa. Questo non è un verbo, quindi lo mettiamo da parte. Davvero grazie per tutto il lavoro. Buon lavoro e buon ascolto a tutte e tutti. Grazie molte Francesco Fitasso, grazie. La parola a Furio Baldassi, appunto presidente dell'Ordine dei giornalisti di Friuli Venezia Giulia da 10 giorni? Circa, sì. Circa. Prego Furio, benvenuto. Grazie. Buongiorno a tutti, sono qua con doppio piacere perché si tratta di ricordare un collega che stimavo, con il quale ho diviso spesso la carriera lungo le nostre lunghe vite ed esperienze da cronisti.
secondo modo è perché vedo molte facce giovani, non succede tanto spesso, e soprattutto si tratta di discutere di quello che è soprattutto il vostro futuro in questo momento, legato anche e soprattutto alla tecnologia. Si diceva dell'intelligenza artificiale, la mia generazione in questo momento per molti versi la teme, ma credo esagerando un pochettino. Perché alla fine l'esperienza ti insegna che nel corso della tua carriera c'è una cosa che non è mai venuta meno. Sono cambiate le tecnologie, è cambiato il modo di lavorare, posso anche dire tutto sommato in meglio, sono cambiate tante cose, è cambiato l'approccio stesso alla professione. Però non è mai cambiata una cosa, che forse è la cosa più importante di tutte, la mediazione umana. C'è bisogno, si sente ancora e a mio avviso si sentirà anche e soprattutto con l'intelligenza artificiale, che qualcuno intervenga sulla notizia finale, su quello che viene fuori dal web. Il web, prendiamocene conto, è un pozzo senza fondo, ma soprattutto, ed è la cosa più grave, è un pozzo senza controllo, perché ognuno mette dentro quello che gli capita, quello in cui crede, giusto o sbagliato che sia, e le cose restano là per anni, per decenni, per secoli, perché nessuno si premura di tirarle via. Di conseguenza cosa succede? Un organismo, una tecnologia che fondamentalmente va a intervenire su quello che trova, cioè su quello che c'è in giro, fatalmente prima o poi commette un errore. Io vi faccio un esempio, perché ho tentato di divertirmi, mettiamola così, ad operare con l'intelligenza artificiale, ChatGPT, quello che c'è in giro, quello che si trova, quelle più affidabili possibilmente. E devo dire la verità che su certi argomenti sono venuti fuori degli strafalcioni da vergognarsi. Faccio un esempio, c'era una mostra in un determinato castello in Lombardia in cui dovevano esserci certi quadri, hanno messo dentro di tutto di più, mancava solo che ci mettessero che c'era anche Guernica di Picasso e avevano messo dentro tutto. Cioè questo può succedere perché, ribadisco, c'è di tutto di più, siamo di fronte e saremo sempre più di fronte a una quantità di nozioni, di notizie, di fake news soprattutto. Ecco, questo è il secondo problema importante per chi di voi vorrà approcciarsi, spero tanti, alla nostra professione. Quello del fake news è un problema infinito, ne vengono fuori a decine di migliaia al giorno, scientemente, artatamente, c'è qualcuno che ci vive di questo, quindi di conseguenza è un fenomeno che ho paura non finirà tanto presto. Ecco, quale sarà il nostro ruolo, il ruolo della mia professione, della vostra professione probabilmente in un futuro? Sarà proprio quello di fare da filtro. Il giornalista adesso, prima che produrre notizie, prima ancora che cercare notizie, deve fare da filtro a quello che vede, a quello che verifica, perché la verifica è la cosa più importante della nostra professione, a quello che ritiene sia giusto e corretto e quello che alla fine propone ai suoi lettori, a chi guarda i servizi televisivi, a chi segue le notizie sul web, che sono sempre di più. Io parlo ogni tanto con mio figlio che ha più o meno la vostra età e che io chiamo il mio nativo digitale, perché mi serve per mettermi a posto le app sul telefonino, sistemarmi qualcosa sul computer quando non ci arrivo, insomma sono quelle cose che... Lui mi dice che ovviamente la vostra generazione sarà avvantaggiata perché voi ci siete nati in mezzo a queste tecnologie, quindi siete veramente gli ultimi che queste tecnologie possono temerle, possono anzi addomesticarle, tenerle sotto controllo, usarle per fare in modo che fare informazione, lavorare in questo settore sia sempre più facile, ma soprattutto sia sempre più corretto. Ancora una cosa, devo fare un saluto, quindi non voglio spingermi troppo, rubare lo spazio ai relatori. Quello che stiamo soffrendo pesantemente come categoria negli ultimi anni è questo tentativo di delegittimazione che è praticamente quotidiano. Si tende a dire che i giornalisti non sono seri, che non controllano le notizie, che estrapolano parti di frase, che fanno di tutto per mettere in difficoltà le persone. Bene. Quando farete questo lavoro non cadete in questo tranello, perché non c'è niente di più falso. I giornalisti generalmente fanno il loro lavoro e purtroppo hanno un vizio, riportano quello che vedono o quello che sentono.
Se le persone, tante persone, sempre di più persone, non sono in grado di controllarsi, non sono in grado di fare un discorso corretto, si fanno scappare qualche espressione di troppo, non è sicuramente colpa del giornalista che la riporta, è colpa loro che sono nel contesto sbagliato, nel momento sbagliato e dicono la frase sbagliata. Tutto qua, vi auguro migliore giornata, buon lavoro a tutti. Grazie moltissime a Fulvio Baldassi e ora Adriana Ronco-Villotta, un pensiero che come al solito è sempre emozionante, detto da te, prego. Ma emozionante. Il ragazzo Villotta a settembre sono 5 anni che ha cambiato residenza. E ha fatto il giornalista, ma perché voleva fare il giornalista. Anzi, la sua battuta era ai giovani: piuttosto che lavorare faccio giornalista. Mi sono letta le tesi di questi ragazzi e sono rimasta quest'anno più affascinata del solito. Tutte tesi molto mature, molto sentite, molto colte e molto preparate. Sono rimasta un po' sorpresa anche da alcuni. È stato difficile dare una scelta e sistemare una premiazione. Bella gioventù, mi è piaciuta. Ma per tutto questo devo ringraziare soprattutto l'Ordine dei giornalisti e l'università, che mi danno ancora questa opportunità di pensare con cuore e con leggerezza al mio ragazzo. La vita è questa, prendiamoci quello che c'è perché tanto non possiamo fare altrimenti. Il Villotta, quella giacca che c'ha addosso, è stato un cambio che ha fatto con un direttore del CISM spagnolo. Si sono scambiati la giacca e sono andati avanti ognuno con quella, nella vita proprio. Cose stranissime, e non era un ragazzo quando è successo. Quindi vedete, la vita continua in vari modi. Prendiamo tutto quello che ci dà, ma prendiamola con maturità. E quei ragazzi che hanno fatto quelle tesi, io mi auguro che continuino a esprimere quello che hanno saputo esprimere in quelle pagine. Veramente, proprio sono rimasta sorpresa anche, perché tanti parlano di gioventù anche con un tono un po' che non mi piace. E invece dovrebbero conoscerli meglio, e conoscendoli meglio forse gli darebbero anche più credito per il presente e per il futuro. Grazie. Introduciamo il secondo pacchetto relatori. Come vedete sono 2 relatori al tavolo in presenza, mentre uno sarà collegato da Milano in videoconferenza tra un po'. Una parola di introduzione rispetto ai temi. Il tuo era PDF? Sì. Allora, una parola di introduzione, rispetto appunto ai temi che abbiamo pensato. Attenzione alla troppa tecnologia che non è tanto intelligente. Eccolo qua, ce l'abbiamo fatta. Dimenticavo un ringraziamento speciale anche al nostro ufficio relazioni esterne e comunicazione che in veramente 448 ha attrezzato, come vedete, la sala e ha inviato 2 operatrici esperte per la videoregistrazione di questa giornata, che quindi verrà pubblicata su Play Uniud, canale YouTube dell'Università di Udine, e sui canali, speriamo, dell'Ordine dei giornalisti nazionale e locale, in ogni modo. Dicevo, i temi che abbiamo ragionato li avevo pensati un po' su 2 fronti, ok? Quindi quella che è la complessità della professione del giornalismo, dei giornalisti, quelle che sono le sfide che si trovano davanti, già un po' le avete sentite introdurre e ora poi ne parliamo ancora diffusamente,
quello che secondo me sarà un esercizio di innovazione e creatività, inventarsi nuove forme del giornalismo, nuove professioni, nuove specializzazioni, perché io mi immagino che oltre non è uno strumento, è un'opportunità di nuova identità professionale, di nuovo forma mentis, di nuova intelligenza umana applicata a quella artificiale, appunto, del come non farsi fregare, la dico malamente, non farsi fregare appunto dalle fake e da quant'altro. Poi tutte le sfide dell'etica per il giornalismo, i codici deontologici da riscrivere, o perlomeno da riprendere in mano guardandoli con una nuova prospettiva, quella attuale che è una prospettiva che ti scivola sotto le dita veramente, perché tutti i giorni diversa fondamentalmente. Però avevo immaginato i temi sull'altro fronte, anche il fronte dell'opinione pubblica, di chi riceve tutta questa roba e ha bisogno di altrettanta formazione e consapevolezza, secondo me. Io mi sono convinta da molti anni che il vero strumento appunto di libertà è, come dire, la preparazione, la consapevolezza, lo spirito critico, l'analisi e approfondimento che ognuno di noi ci mette rispetto appunto a quello che riceve, e quindi sì, le notizie, le immagini, i tentativi volenti o nolenti di influenza, se non di persuasione o peggio di propaganda. Qua vi lascio poi appunto. E quindi diciamo anche un nuovo pubblico, che usa e che lo fa in maniera amichevole e consapevole, appunto, tutto questo mondo di strumenti e di contenuti. Questo perlomeno è la speranza che noi docenti ci portiamo appresso tutti i giorni entrando in aula, dare strumenti a studentesse e studenti appunto per renderli liberi in questo senso, quindi consapevoli e creativi per governare il medium e non farsi condizionare, non farsi governare dallo strumento. E mi smetto qua e passo, perché siamo pronti, non è in presentazione, se vuoi metterlo a schermo intero da qua. Sì. Siamo pronti appunto per la presentazione del collega Gabriele Giacomini, che per la prima volta nella nostra sede, tant'è che ha sbagliato strada stamattina, lo salutiamo come un benvenuto, collega ricercatore del Dipartimento di IUM e esperto di tecnologie. Io ho sbirciato la sua presentazione e vi dico che ha la sua impostazione, che è quella dell'analisi sociologica, ma direi di più, filosofica, che non ci fa mai male andare appunto alla riflessione filosofica per l'origine, per così appunto essere critici. Se vuoi accendere il tuo microfono, Gabriele, pronti, via a te. Bene, buongiorno, grazie mille per l'invito e complimenti per l'importante iniziativa. Dunque, intelligenza artificiale e effetti dell'intelligenza artificiale su un certo tipo di lavoro, che è il tipo di lavoro intellettuale, che è un certo tipo di lavoro particolare e potrebbe esserci delle conseguenze dell'intelligenza artificiale su questo tipo di attività umana, che fra l'altro non è soltanto un'attività concreta, certo ha molte forme, no? Il professore, il giornalismo, ma anche tutti i lavori dei colletti bianchi, insomma il terziario avanzato e di questo tipo. Non soltanto si tratta di cose concrete, ma si tratta anche di effetti antropologici. A noi esseri umani piace avere una certa stima di noi stessi. Freud diceva addirittura che avevamo una tendenza al narcisismo umano, cioè ci piace farci belli, e ci sono stati dei signori
prima Copernico, poi Darwin, poi Freud stesso, che ci hanno detto che tutto sommato non siamo così belli e centrali così come pensavamo, ma insomma. E secondo alcuni l'intelligenza artificiale potrebbe toccare queste corde di nuovo. E perché potrebbe toccare queste corde? Perché il dibattito aperto, l'intelligenza artificiale è veramente intelligente? Allora alcuni dicono di no, alcuni dicono di sì, diciamo per scontato che non ha coscienza, non ha riflessione su se stessa, ma il punto è che è come se fosse intelligente tante volte. E allora nel momento in cui noi già ci poniamo la domanda, non è importante la risposta, se è veramente intelligente o no, è significativo che già ce lo domandiamo. Cioè, se già ce lo stiamo domandando vuol dire che è cambiato qualcosa. Ed è qualcosa che appunto non riguarda soltanto il nostro lavoro, soprattutto un tipo di lavoro a cui teniamo molto, quello creativo, quello artistico, quello della scrittura, ma è anche qualcosa che tocca la nostra identità, il nostro modo di percepirci come esseri umani. E qua a rischio di essere offesi dietro l'angolo, perché in un sistema aristotelico tolemaico essere al centro del sistema solare è una cosa a cui tenevamo molto. Abbiamo fatto, le più brillanti menti dell'epoca hanno fatto un processo contro Galileo Galilei, perché non gli faceva molto piacere il fatto che gli esseri umani fossero in periferia. E allora bisogna anche chiederci, quando parliamo di intelligenza artificiale, qual è il nostro punto di vista? Perché il giudice, che siamo noi, è al tempo stesso imputato. Ok? Quindi il nostro punto di vista è un punto di vista sempre parziale, teniamolo in considerazione. Allora, cos'è l'IA? L'IA è una cosa particolarmente nuova. L'amica Renata giustamente ha detto che io ho la mia posizione, un po' un truismo, ognuno ha la sua posizione, forse intendeva una posizione che non è quella maggioritaria, forse non lo so, potrebbe essere. Dicelo tu. Forse sì, forse non è fra la maggioranza, ma a mio modesto modo di vedere le cose cambieranno nel tempo. Ora, qual è il punto di vista molto importante secondo me? È che a volte nella storia ci sono delle novità che non ci aspettavamo. Anzi, ci sono delle cose che per molto tempo sono palesemente impossibili, è ovvio che siano impossibili. Durante l'Ottocento, ad esempio, era assolutamente impossibile che una cosa di ferro potesse volare. Come diavolo è possibile che una cosa più pesante dell'aria possa volare? Posso agganciarla a una gru, posso lanciarle come lancio una palla di cannone, ma non è che sta in piedi, sta su nell'aria da sola, è impossibile. Tant'è vero che avevamo le mongolfiere, ma le mongolfiere, il peso netto della mongolfiera è più leggera dell'aria attorno e per questo sale. Invece è una cosa proprio di ferro, come è possibile che stia in piedi? E poi all'inizio del Novecento arriva il fratelli Wright, l'aereo dei fratelli Wright, che a un certo punto spicca al volo, secondo dei principi fisici che ancora adesso non sono chiarissimi, ma spicca al volo. Ora la cosa interessante è non soltanto che l'aereo dei fratelli Wright spicca al volo, certo lo fa per 100-150 metri, poi scende, quindi non è granché. Però il dato interessante è che dopo 60 anni l'aereo dei fratelli Wright, un nipotino molto alla lontana di questo aereo, va sulla Luna. E cosa più ancora incredibile, torna pure indietro, salvando coloro che facevano parte di questa navicella. Quindi non è detto che poi una novità non abbia una traiettoria particolarmente sorprendente. E un secolo dopo ci sono altre cose che sono palesemente impossibili, è ovvio che siano impossibili. Ad esempio una macchina, è ovvio che non è intelligente, è una macchina. E anche l'informatica a cui siamo abituati finora è ovvio che non è intelligente. Il programma di videoscrittura che utilizziamo tutti i giorni è stupido, la lavatrice è stupida, è evidente, è pedissequa. Noi gli diamo le istruzioni, sappiamo qual è l'input, ci aspettiamo l'output, è perfettamente consapevole. Ma anche su queste cose che sembrano palesemente impossibili, non è detto che ci siano delle novità, delle sorprese. E la domanda è, non è che questa intelligenza artificiale ci pone delle nuove sorprese? Ora il discorso sarebbe lungo, ora non ho tempo di farlo, tutte sono le questioni filosofiche e ontologiche che riguardano l'intelligenza, la definizione dell'intelligenza, non abbiamo tempo. Ma mi basta dirvi che l'intelligenza artificiale non c'entra niente con l'informatica che abbiamo visto finora, anzi a dire il vero l'intelligenza artificiale di oggi non c'entra niente con l'intelligenza artificiale di 30-50 anni fa, perché per lunghissimo tempo noi pensavamo di fare l'intelligenza artificiale così,
molto umanocentrico ovviamente. Noi conosciamo le regole, le studiamo, facciamo un bel modello delle regole, le diamo l'intelligenza artificiale sceglie queste regole e si comporta in maniera intelligente. Questo è il classico metodo dei sistemi esperti. Ora, i sistemi esperti funzionano bene in un contesto fisso, bloccato, tutto sommato, ripetitivo, che non ha sorprese. Per tradurre una lingua, una cosa del genere è un disastro completo, ovviamente. Primo, perché la lingua è piena di sezioni e quindi le regole non bastano. Tant'è vero che uno dei peggiori modi di imparare lingue straniere è studiare la grammatica. Per imparare lingue straniere bisogna praticarla. Primo. Secondo, per tradurre qualcosa serve una cosiddetta teoria del mondo. Cioè devi capire, fra virgolette, il mondo. Ad esempio, se io dico Biden vinse contro Trump ed era contento, oppure Trump perse contro Biden ed era triste. Non riesco a capire grammaticamente a chi fa riferimento il triste e il contento. Per capire a chi fa riferimento il triste e il contento, cosa devo avere? Una teoria del mondo. Okay. Bene, i sistemi esperti, che non erano intelligenti perché non gli davamo le regole e le seguivano in maniera automatica, sono stati superati, sono stati spazzati via da una scorciatoia, la chiama Cristianini, molto interessante, che è non diamo più regole, diamo tanti dati. La quantità a un certo punto si trasforma in qualità, noi massaggiamo questa intelligenza artificiale, diamo qualche feedback e le regole emergono da sole. Tanto è vero che in diversi casi nel gioco di Go, ma anche nei conflitti, ad esempio, fra Top Gun umani e Top Gun intelligenza artificiale, noi abbiamo l'intelligenza artificiale che ha delle regole che a noi sono completamente sconosciute. Ci sono delle regole, delle tattiche anche di giocare a Go a cui non avevamo mai pensato prima. E anche gli ingegneri fanno difficoltà a capire qual è il percorso perché l'intelligenza artificiale è così complicata che nessuno riesce a percorrere il percorso, tant'è vero che si chiamano black box. Ora, se questa non è intelligenza, è qualcosa che si assomiglia abbastanza, anche perché emergono delle cose che non pensavamo prima. Dal punto di vista sociologico è interessante vedere chi tocca questa cosa qui, perché poi possiamo fare tante ontologie e dire non è intelligente o intelligente, vabbè, non importa. Ma poi è significativo capire chi viene toccato da questa cosa qua. Ora è significativo che da questa cosa qua non vengono toccati molto i cosiddetti colletti blu, no? Non sono toccati molto i fattorini, i camerieri. È toccata la cosiddetta classe creativa, che fra l'altro non è una classe, ma lasciamo perdere, quel gruppo di persone che si occupano di terziario avanzato. E quando esce l'intelligenza artificiale nella forma dei large language models, non è l'unica forma ovviamente, noi abbiamo delle domande che nascono da coloro che fanno cultura essenzialmente, e coloro che fanno cultura, mestiere intellettuale, no? Di cui il giornalismo fa parte. Le domande sono come creare immagini sbalorditive, l'intelligenza artificiale può creare l'arte, l'artista che fa opere con l'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale e musica, tutti a casa? Questa canzone è fatta al 100% da un'IA. Ora, la reazione tipica è, ma vabbè, ma finché noi, diciamo così, dal punto di vista culturale mangiamo schifezza, ci sta anche che l'intelligenza artificiale ci ruba il lavoro. Ok, un po' snob, ma ci può stare. Ma il punto interessante, no, sociologico, è che gran parte dei nostri consumi culturali sono di questo tipo. Non sono Beethoven, ma sono Marrakesh, e a me Marrakesh piace, fra l'altro, lo ascolto spesso, lo apprezzo, fra l'altro. L'anno in cui esce ChatGPT, che è il primo sistema che colpisce molto le persone, l'anno in cui esce questo sistema è l'anno in cui comincia l'inquietudine, di nuovo di chi? Degli sceneggiatori di Hollywood. Cioè è significativo che queste persone si preoccupino e non il cameriere, la persona che fa turismo, lo sceneggiatore, la persona che scrive di mestiere, che scrive. Ovviamente prima cosa che fai quando c'è una sfida ti sindacalizzi, ovviamente reazione ludista di questo mitico personaggio che non è mai esistito, ma vabbè. Però reazione ludistica, no? Dei lavoratori che distruggevano i telai, che gli rubavano il lavoro, è umana, comprensibile. Raggiungono alcune
alcune tutele, ad esempio, no, impedire lo sfruttamento dei testi umani per la costruzione delle torri artificiali, non è possibile imporre l'utilizzo in questi strumenti, no. Vi lascio al vostro giudizio quanto in un contesto capitalistico aggressivo, spesso in cui queste persone sono lavoratori autonomi, ecco, vi lascio immaginare quanto possono resistere, diciamo così, questi argini. Di nuovo, l'intelligenza artificiale fa qualcosa in contesti in cui fino a poco fa noi eravamo gli unici maestri, gli unici esperti. Prendiamo ad esempio il caso dei test d'ingresso all'università. Ora in Italia questa cosa ha riservato riguardava medicina, sono cose importanti, perché qua con i test di questo tipo noi capiamo se una persona è degna oppure no di fare il medico, cioè non sono cose da poco. La professione medica è una professione impegnativa, umana, in cui serve molta intelligenza, quindi per decenni abbiamo utilizzato questi sistemi. Gli americani impazziscono ancora più di noi sulla performance, sulla misurazione quindi gli americani fanno un test più o meno per qualunque cosa, e qui appunto in questo grafico vedete sulla sinistra i vari test, no? Il GRE, che è un test standard richiesto per l'ammissione a molte università nel Nord America, abbiamo l'Evidence Based Reading and Writing, l'esame per avvocati, matematica, legge di nuovo, biologia, giù fino alla letteratura inglese avanzata. Questi sono i test che noi diamo ai nostri studenti di scuola superiore per entrare all'università. Fra l'altro questi studenti non è che siano persone X, cioè io vi ricordo che la maggior parte degli umani o è analfabeta o ha fatto le scuole dell'obbligo, quindi non è che stiamo parlando, no, della parte bassa della nostra società, stiamo parlando della parte medio-alta. Questi studenti di scuola superiore vogliono andare all'università, fanno i test, e se noi proviamo con l'intelligenza artificiale a rispondere a questi test, un sistema come ChatGPT 3.5 faceva meglio del 63% degli studenti, il 4 che arriva un anno e mezzo dopo fa meglio del 99% degli studenti, vuol dire che è un secchione. Ora le ipotesi sono due: o per anni abbiamo misurato una cosa che non dovevamo misurare perché non è la vera misura dell'intelligenza, che può essere verissimo, oppure, e possono essere entrambe le cose, tutto sommato questa intelligenza artificiale non è che sia proprio così stupida, ha dei comportamenti che funzionano. E funzionano in cosa? Nel GRE non soltanto, nell'Evidence Based Reading and Writing, anche nell'esame degli avvocati. La terza riga è molto interessante perché il 3.5 faceva meglio del 10% dei candidati, quindi faceva molto male, il 4 fa meglio del 90%. Questo è un classico esempio di abilità emergente. Da qua. Profitto. Perché a un certo punto le abilità emergono. Non sappiamo bene quando la quantità di dati si trasforma in qualità. E è vero che l'intelligenza artificiale fa molto male in alcuni test, come ad esempio l'inglese avanzato, ma nessuno ci dice, per scontato, non è scontato, che fra qualche modello ci sia il salto. Ok? Ed è un salto che può riguardare anche i nostri mestieri. Mi metto poi insieme, no? Colui che scrive libri e articoli scientifici, no? Col giornalista, facciamo più o meno, con livelli diversi, ma il nostro lavoro. E l'intelligenza artificiale nella forma del Large Language Model riguarda cosa? Il linguaggio. Aristotele amava dire l'essere umano è un animale dotato di logos. Logos è razionalità, ma anche il linguaggio. Fino a qualche anno fa, se noi parlavamo con qualcuno, eravamo sicuri al 100% che parlavamo con un essere umano. Da qualche anno non è più così. Tant'è vero che ci si domanda: ma non è che questi sistemi poi mi rubano lavoro? Ovviamente la domanda è aperta. Di nuovo è interessante sottolineare, perché se no non capiamo l'intelligenza artificiale. È interessante sottolineare che i mestieri, anche secondo diversi report, o le banche, gli investitori ovviamente studiano moltissimo questa cosa qui, i lavori più a rischio sono grafici, musicisti, scrittori di vario livello, certo non Shakespeare, ma chi è che Shakespeare qua dentro? Io non credo di essere a questo livello, quindi sono interessato a questo rischio di sostituzione. Giornalisti, appunto, traduttori, analisti finanziari, programmatori, terziario avanzato.
La traduzione per gran parte è stata risolta dall'IA, con questo cambio di strategia. Ci sono delle traduzioni eccellenti grazie all'intelligenza artificiale. Di nuovo, traduciamo Shakespeare, riusciamo a tradurre Verga in inglese, Dante? No, servirà al traduttore ovviamente. Ma quello che facevo in 2 mesi lo posso fare in 1 settimana. È questo la sostituzione, non è una sostituzione completa, non è l'apocalisse che noi spariamo, arriva l'IA, fa tutto al nostro posto. No, significa che io ho lavorato per 20 anni come traduttore, ho fatto traduttori-interpreti, sono andato ad Oxford per migliorare il mio inglese, ho 45 anni, ho 2 figli, li devo mandare all'università. Ed ero partita IVA nel settore della traduzione. Poi a un certo punto, come un treno, mi arriva l'intelligenza artificiale. Il mio reddito era di 50.000 euro l'anno dopo di 30, dopo 2 o 3 anni di 15.000 euro. Questo è la sostituzione. Non significa che l'essere umano scompare, oddio, no. No, significa banalmente storia di vita vissuta, cose molto concrete, che io non ho più soldi di mandare all'università ai miei figli. Molto semplice. Perché? Perché mentre una volta, 5 anni fa, per tradurre un articolo scientifico del sottoscritto, che non è Shakespeare, magari chiedevo a madrelingua di tradurmelo perché magari l'inglese non lo so bene, eccetera, eccetera. Ora lo metto nel sistema del Large Language Model, mi fa una traduzione e lo do al traduttore come proofreading. Ma il proofreader fa il lavoro che è un decimo di quello che faceva il traduttore prima. Poi ovvio anche il mercato, i costi diminuiscono, il mercato può espandersi, ma fino a quando si espande? Questo riguarda anche il lavoro del giornalista. Ovviamente il lavoro del giornalista è stato sfidato già dalle ICT. Banalmente i lavori di un certo tipo, non so, no? Telefonavi in redazione per dettare l'articolo. Chi riceveva la dettatura, ovviamente con l'ICT, è saltato ovviamente. Ma non è il lavoro, diciamo così, il cuore, no? Non è un po', diciamo così, la crema del lavoro del giornalismo. Ora con l'IA ci si chiede, certo l'IA non è granché, però insomma il giornalista credo che sia un'esperienza abbastanza comune, insomma, non so, ma immagino, insomma, il giornalista giovane di oggi va in un posto, sì, c'è il contatto umano, prende le informazioni che l'IA non può fare, qualche appuntino, lo butti nel Large Language Model, ti fa l'articolo in 30 secondi, certo l'attacco non è buono, lo sistemi, lo metti a posto, controlli, ma quello che facevi in 1 ora lo facevi in un quarto d'ora. Ora, se l'editore preme e siamo in un meccanismo di competizione molto spinta, quante persone saranno occupate in questo lavoro, in questa professione in futuro? È un tema aperto, ovviamente. Ora, collegato a questo aspetto, c'è un'altra preoccupazione, perché non c'è soltanto la preoccupazione mi rubano il lavoro. C'è anche la preoccupazione, è la fine del mondo, saremo tutti persi, i giovani, poi noi siamo sempre molto paternalisti con i giovani, ci interessiamo sempre molto del loro futuro e abbiamo anche un'euristica, che è l'euristica del mala tempora currunt. Già Cicerone si lamentava molto dei giovani, se appunto non mi ricollego a quanto si diceva prima, se questo fosse il trend ora dovremmo essere in una conferenza in cui partecipano solo lombrichi, perché degradando di generazione in generazione dovremo finire sempre peggio. Per il futuro non è così, però ci sono delle preoccupazioni molto serie, ovviamente. L'idea secondo cui se io demando fuori un compito che facevo prima, perdo delle competenze, vero? Ma vi do un'altra prospettiva che fa riferimento a Platone, che è stato forse il più fondatore della filosofia occidentale. E Platone era preoccupatissimo, e glielo mette in bocca un suo personaggio, era preoccupatissimo dalla scrittura, perché la scrittura, come l'IA, è una tecnologia. E Platone mette in bocca a un faraone queste parole. Il faraone sta davanti, di fronte all'inventore delle lettere, l'inventore della scrittura, che gli dà la scrittura, e il faraone dice: una cosa è essere capaci di mettere al mondo quanto concerne l'onda tecnica, un'altra sapere giudicare quale sarà l'utilizzo o il danno che comporterà agli utenti. No? Fin qua ci siamo. Un fatto è fare l'IA, è un fatto fare la scrittura, è un fatto vedere qual è l'effetto. E ora tu, padre delle lettere, hai attribuito loro per benevolenza al contrario del loro vero effetto. Cioè tu con la scrittura volevi fargli un favore, ma guarda che gli fai il contrario.
Infatti la scrittura produrrà dimenticanza nelle anime di chi impara per mancanza di esercizio della memoria. Proprio perché, fidandosi della scrittura, ricorderanno cose dall'esterno, da segni alieni, e non dall'interno, da sé. Conclusione, critica la scrittura, e non offri verità agli allievi, ma un'appartenenza di sapienza. Infatti, grazie a te, divenuti informati di molte cose senza insegnamento, sembreranno degli eruditi, pur essendo per lo più degli ignoranti. Per una cultura orale, la scrittura è la fine del mondo. E infatti un menestrello medievale aveva capacità di memoria che erano infinitamente maggiori rispetto a me. Cioè un menestrello antico sapeva l'Iliade, l'Odissea da capo dall'inizio alla fine. Io già difficile se ricordo il numero di telefono di mia mamma. Quindi dal punto di vista cognitivo io ho perso questa abilità antica. Perché? Perché mi ricordo le cose dall'esterno. Critica. Sembri un erudito, ma sei per lo più un ignorante. Perché? Perché ti appoggi al libro. Il libro è qualcosa che fuori di te, ti deschilla, ti fa regredire il libro per una prospettiva orale. Sostituiamo la scrittura con l'IA. Hai attribuito, tu padre dell'IA, hai attribuito per benevolenza il contrario del loro vero effetto. Infatti essi produrranno incapacità nelle anime di chi impara per mancanza di esercizio della scrittura, perché tu ti affidi a segni alieni. La tua capacità della scrittura non è più all'interno, ma è esterna. Il punto qual è? È che abbiamo parlato di sostituzione, ora chiudiamo con la potenzialità. Il punto è questo, centrale, che noi siamo in un contesto di mente estesa, Clarke e Chalmers, cioè le nostre capacità cognitive non dipendono soltanto da quello che abbiamo all'interno della nostra scatola cranica, ma dipendono dalla relazione fra noi e quello che abbiamo fuori, sia esso un libro, sia esso un'intelligenza artificiale. Per chi è in una cultura orale, la scrittura è la fine del mondo, ma se io voglio fare un'intervista, voglio sembrare intelligente, ora mi faccio registrare davanti alla mia biblioteca. Ora noi, che siamo da una cultura scritta, abbiamo paura dell'intelligenza artificiale, ma questo non significa che l'intelligenza artificiale poi non possa portare nuove possibilità anche per il lavoro come quello della scrittura, come quello del giornalismo. Nel breve e medio termine abbiamo dei problemi che possono essere anche dei problemi sociali, di occupazione, da tenere molto in considerazione. Ma nel medio e lungo termine abbiamo anche delle opportunità che dovranno essere considerate e prese e valorizzate il più possibile. Facciamo cambio postazione. per il computer. Vediamo se parte. Grazie molte a Gabriele Giacomini, penso che ci abbia dato parecchi spunti di riflessione, io mi sento un po' inquietata sinceramente, per cui direi che è stato l'input filosofico indispensabile per questa mattina, grazie veramente. E passiamo a professione giornalista e dintorni, Esatto. Giornalismo come vita più che professione, giusto Cristiano Degano? Cristiano Degano è un amico di questi corsi di laurea da 30 anni. Cristiano, quant'è che ci frequentiamo? Mamma mia, non diciamolo in giro. Esattamente, grazie ancora per essere tornato oggi. A te la riflessione appunto su informazione, disintermediazione, intelligenza artificiale. Prego. Grazie mille. Intanto buongiorno a tutte e a tutti, grazie per questo invito, grazie per essere qui appunto per questo primo Villotta. Vi devo portare innanzitutto i saluti, Furio Baldassi lo ha fatto per l'Ordine dei giornalisti regionali, io porto quelli del Consiglio nazionale dell'Ordine, a cominciare dal suo presidente Carlo Bartoli, anzi mi scuso perché alla fine della mia relazione dovrò salire di un piano per collegarmi
da remoto con il comitato esecutivo dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, proprio la sua riunione di insediamento. Oggi avrei dovuto essere a Roma, ma non potevo mancare ovviamente al premio Villotto, e quindi chiedo scusa, mi collegherò e poi tornerò per la fine. Comunque, intanto, per quanto riguarda la relazione che ho preparato, io partirei con un termine, lo leggete, mediamorfosi, che è un neologismo proposto da Roger Fiedler, un giornalista americano che è stato tra i pionieri dell'informazione digitale, per descrivere proprio questo processo di cambiamento e trasformazione che investe in particolare appunto i media e la tecnologia. Questo termine è stato utilizzato anche per il titolo dell'ultimo congresso dell'FNSI, che sarebbe la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che si chiamava appunto Informazione e Democrazia, la mediamorfosi e il lavoro giornalistico. Quindi già 2 anni fa si incominciava a dibattere fortemente all'interno del mondo giornalistico su questi temi, e in quell'occasione il sottosegretario di editoria Alberto Baracchini ha detto: non siamo più nella transizione digitale, siamo già dentro al digitale, e ha paragonato l'impatto del digitale sul mondo dell'informazione a un'onda oceanica. Ha detto: dobbiamo però evitare, ha sottolineato, che si trasformi in uno tsunami. Beh, se non è uno tsunami, poco ci manca. Negli ultimi 10 anni è davvero cambiato il mondo in questo settore. Secondo l'osservatorio sul sistema dell'informazione di Agicom, l'agenzia appunto nazionale sulle comunicazioni, nell'ultimo anno la televisione ha perso per la prima volta la posizione di leader tra i mezzi di informazione. Quindi incide sull'opinione pubblica per il 46% della popolazione, con una riduzione molto marcata, 21% rispetto al 2019, quindi a solo 6 anni fa, in cui era il mezzo di informazione largamente più utilizzata. Internet è preferito oggi dal 52% della popolazione italiana come mezzo di informazione. Solo il 13% degli italiani risulta informarsi tramite la radio, in leggero calo rispetto agli anni passati. Non parliamo poi dei quotidiani che nel loro formato cartaceo proseguono a perdere purtroppo lettori. Poco più del 17% degli italiani dichiara di leggerli oggi. Pensate che nel 2007, quando ovviamente esisteva solo il cartaceo e non era ancora arrivato lo smartphone, non era ancora arrivato il web, era il 67%, quindi con una perdita del 50%. E questa perdita di lettori nel formato cartaceo non è compensata dai formati digitali. Solo il 6% afferma, infatti, 6% degli italiani, di avere oggi un abbonamento a pagamento o uno o più quotidiani nella versione digitale. I più giovani, ci dice ancora l'Agicom, preferiscono utilizzare un solo mezzo per informarsi, solitamente internet. Il 50% di coloro che sono iscritti ad almeno un social network dichiara di venire a conoscenza di notizie prima sui social che su altri mezzi di comunicazione. E a proposito di giovani, vediamo appunto in particolare la fascia tra i 14 e i 29 anni si affida prevalentemente oggi a WhatsApp, oltre il 90%, YouTube oltre l'83%, Instagram 80% e TikTok, soprattutto i giovanissimi, col 54%. Poi appunto a proposito di Instagram, come vedete ci sono appunto anche dei giornali di informazione come Will e Factanza, che sono il mezzo un po' più preferito delle giovani generazioni. Gli italiani, ci dice in questo caso il Censis, continuano quindi a trovare una piena espressione di sé attraverso i dispositivi digitali, ma se si considera la dote di affidabilità di cui godono i diversi media e l'andamento della fiducia da parte dell'opinione pubblica nell'ultimo anno, è certo che radio, televisione e carta stampata staccano ancora di gran lunga web e social network in termini di credibilità. Ciò si è visto proprio durante l'emergenza sanitaria per la pandemia, che, come succede in questi casi, ha aumentato la richiesta di informazione e di un'informazione credibile, professionale e affidabile. Quindi gli italiani, soprattutto i giovani, si affidano sempre meno per informarsi ai media tradizionali, ma ne riconoscono la maggiore affidabilità. Nonostante tali considerazioni, il progressivo ma rapido spostamento dell'informazione dai media tradizionali al web, in particolare ai social,
contribuisce alla cosiddetta disintermediazione, di cui parlava anche il professor Pitassio in apertura, ovvero a fare a meno della mediazione del giornalista. Anche la maggior parte degli esponenti politici si affida sempre di più ai social. Sappiamo per esperienza, noi così più anziani di questa professione, Furio, che una volta il politico di turno alzava il telefono e chiamava l'amico giornalista, in particolare l'amico delle agenzie di stampa che poteva diffondere la sua nota. Oggi non è più così, si fa una diretta Facebook, si salta l'intermediazione del giornalista e si parla direttamente ai propri elettori e ai propri sostenitori. Anche le conferenze stampa stanno sparendo, pensiamo alla Premier Giorgia Meloni, a parte la conferenza stampa di fine anno lunghissima gestita proprio dall'ordine dei giornalisti, per il resto se Giorgia Meloni ha da dare un messaggio alla popolazione italiana si affida agli appunti di Giorgia, fa la sua bella diretta Facebook ben confezionata, dicendo quello che vuole dire nel modo che vuole dire, evitando le domande tra l'altro di una conferenza stampa, e il gioco è fatto. Si è passati infatti da un sistema di informazione verticale, dalla fonte al lettore attraverso appunto la mediazione di un esperto della comunicazione, ad un sistema sempre più orizzontale in cui il cittadino crea, commenta, condivide con utenti, affini, amici e seguaci. Ciò fa sì che l'individuo si perda all'interno del cosiddetto rumore informativo e si è esposto al rischio di polarizzazione e disinformazione. Proprio l'emergenza sanitaria, la guerra in Ucraina e quella fra Israele e Hamas hanno messo in risalto le ombre di questo sistema, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme sulla cosiddetta infodemia. Le nuove tecnologie digitali, social media e il web, se da un lato consentono infatti un accesso facile e immediato a molteplici fonti di informazione, dall'altro nascondono non poche insidie. Innanzitutto non permettono di verificare l'affidabilità delle fonti. Notizie vere da fonti accreditate sono presentate con la stessa evidenza delle notizie imprecise o delle vere e proprie fake news. Sbaglia quindi chi pensa che grazie all'informazione diretta attraverso i social, senza più la mediazione dei giornalisti o di esperti di comunicazione, i cittadini hanno più possibilità di scelta. Si sta dimostrando infatti che il consumo dell'informazione attraverso il web sta creando appunto, come già detto, una sempre più marcata polarizzazione dell'informazione. Non importa se la notizia sia vera o falsa, quel che conta è che confermi il proprio punto di vista. Ed è anche questa polarizzazione a favorire il diffondersi delle cosiddette fake news. Il Censis ci ha indicato appunto che nella pandemia ai cittadini italiani è arrivata almeno una fake news nell'83% dei casi e una fake news sulla guerra in Ucraina in oltre il 66% dei casi. Molte notizie oggi vengono generate direttamente dagli algoritmi. Gli stessi sappiamo che decidono quale pubblicità farci vedere sul web o quali canzoni inserire nelle nostre playlist delle varie piattaforme come Spotify, piuttosto che video su YouTube. Si creano così le cosiddette camere dell'eco, nelle quali gli algoritmi tendono a farci vedere messaggi, notizie e commenti verso i quali abbiamo già in precedenza mostrato interesse, a discapito di tutto il resto. O si verifica il fenomeno delle cosiddette filtered bubbles, letteralmente bolle di filtraggio, ovvero, secondo la definizione della Treccani, quell'ecosistema personalizzato dell'informazione creato dagli algoritmi. In altre parole, il sistema con cui i giganti del digitale filtrano l'informazione e i contenuti proposti ai propri utenti per fare in modo che risultino quanto più possibile appunto personalizzati e in linea con gli interessi individuali. Sui social si creano quindi delle tribù che non si parlano tra di loro, ma solo al loro interno, radicalizzando il confronto anche politico. Sapete che oggi, dopo ogni elezione, si parla appunto sempre di più di una polarizzazione, di una radicalizzazione dello scontro politico. Questi fenomeni incidono anche appunto sui fenomeni democratici ed elettivi. Da un paio d'anni poi, come sapete, e veniamo all'intelligenza artificiale, c'è stato un ulteriore importante sviluppo con l'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa, ovvero in particolare ChatGPT, sviluppata da OpenAI, che poi è stata acquisita da Microsoft. Tenete presente che la prima forma di ChatGPT è stata presentata il 30 novembre del 2022
nel marzo 2023 Time già pensava, per dire come ha capito immediatamente l'importanza dell'arrivo di ChatGPT, e quindi Time ha fatto la copertina solo 3 mesi dopo. Tra parentesi era anche la copertina del centenario, perché Time è nata nel marzo del 1923 e subito dedicato appunto alla copertina a ChatGPT. Non mi soffermo ulteriormente su cosa rappresenta questo chatbot, lo sapete già tutti, ma ricordo che ovviamente l'intelligenza artificiale è già operativa anche nelle redazioni. Comunque nessuno può pensare, neppure noi giornalisti, come ha detto chi mi ha preceduto, di fermare il progresso e lo sviluppo tecnologico. Nessuno di noi è un luddista. L'uso dell'intelligenza artificiale deve diventare un'opportunità e non può essere percepito come un problema. Non si tratta di alzare inutili barricate, ma di porre con forza il problema delle regole, e su questo, come vedremo fra poco, è già intervenuta l'Unione Europea e ci sta pensando anche l'Italia. Altro che disintermediazione, quindi proprio nell'attuale panorama dell'informazione affidata sempre di più ai social media, agli algoritmi e ora anche all'intelligenza artificiale, è fondamentale il ruolo di chi è professionalmente formato e professionalmente aggiornato. Anche l'incontro di oggi è un appuntamento di aggiornamento professionale per accertare la fondatezza delle notizie, verificarne le fonti, certificarne la provenienza, di chi inoltre è tenuto, non dimentichiamolo, al rispetto della deontologia professionale. Non è un problema di difesa corporativa, ma di democrazia, perché un'informazione libera, corretta, affidabile e, non dimentichiamolo, anche adeguatamente retribuita per essere davvero indipendente è uno degli elementi fondamentali della nostra democrazia. Ho fatto questa sottolineatura sul fatto di un'adeguata retribuzione perché sappiamo che oggi purtroppo, proprio per la crisi in particolare della carta stampata che ho ricordato prima, gli editori tagliano le redazioni, tagliano le retribuzioni soprattutto per i collaboratori, e mentre fare giornalista alcuni anni fa, quando abbiamo incominciato, Furio, era una professione che molti cercavano di fare anche perché aveva delle buone retribuzioni, oggi purtroppo non è assolutamente più così. Il problema è che almeno nel nostro paese ci troviamo ad affrontare un passaggio epocale con norme e strumenti concepiti in altre epoche storiche. La legge sulla stampa, tuttora in vigore, del 1948, quella che regola l'ordine dei giornalisti è del 1963, quindi ha più di 60 anni. La legge sull'editoria, la più recente, del 1981, allora servì a governare nei giornali il passaggio dal piombo alla composizione a freddo, oggi ne servirebbe un'altra per governare appunto la rivoluzione digitale. Fortunatamente si è mosso invece qualcosa in Europa. Nel 2019 il Parlamento europeo, come vedete in questa tabella, ha approvato, dopo accese discussioni e una forma di lobby molto pesante da parte delle grandi imprese del digitale, la direttiva sul copyright, che per costringere le grandi piattaforme appunto che rilanciano, sfruttandolo, il lavoro giornalistico e non solo, a compensare imprese editoriali e giornalistiche che quel lavoro hanno prodotto. Il Parlamento europeo poi, come vedete, nel 2023 ha approvato anche il Media Freedom Act, che prevede l'obbligo per i paesi dell'Unione di garantire la pluralità dei media e proteggerne l'indipendenza da interferenze governative, politiche, economiche e private. Lo scorso anno infine è entrato in vigore appunto il regolamento sull'intelligenza artificiale, il primo in assoluto a livello mondiale, con l'obiettivo di trovare un equilibrio fra la protezione dai rischi legati all'intelligenza artificiale e l'innovazione. Sapete come si dice che gli Stati Uniti creano, la Cina copia e l'Europa regola. E in effetti questo appunto il primo caso a livello mondiale di tentativo almeno di regolare l'intelligenza artificiale, l'applicazione dell'intelligenza artificiale, un processo appunto iniziato alcuni anni fa, e trattandosi di un regolamento comunitario non ha bisogno di provvedimenti di recepimento da parte dei singoli Stati. È entrato subito in vigore, ma con tempistiche di applicazione scaglionate nel tempo.
Vediamole velocemente da questa tabella. Vediamo come dal febbraio 2025 è entrato appunto in vigore, quindi da pochi mesi, per quanto riguarda le pratiche di intelligenza artificiale esplicitamente vietate, come il suo utilizzo per la polizia predittiva o l'utilizzo del riconoscimento facciale nei luoghi pubblici. Per intenderci, la polizia predittiva è quella illustrata nel film, per chi l'ha visto, Minority Report, così facciamo contento al professor Pitassio che sicuramente potrà parlarcene. Quella è la cosiddetta polizia predittiva. Poi, come vediamo, nel prossimo agosto entreranno in vigore altri aspetti di questo regolamento, altri nell'agosto 26 fino all'agosto 2027, quando entreranno in vigore i sistemi cosiddetti ad alto rischio, come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle aziende per la selezione del personale o da parte di banche e assicurazioni per la gestione dei clienti, perché non dimentichiamoci che queste cose attualmente avvengono, sia per quanto riguarda la selezione del personale o anche da parte di banche e assicurazioni per la gestione dei clienti. Il problema è che questa parte del regolamento entrerà in vigore appena nell'agosto 2027. Possiamo immaginare da qui all'agosto 27 come andrà avanti l'intelligenza artificiale, quindi sarà un continuo rincorrersi. Qualcosa comunque si sta muovendo anche in Italia. Il 20 marzo scorso, quindi poco più di un mese fa, il Senato ha infatti approvato il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale. Ora dovrà passare alla Camera, quindi non è ancora legge. Però questo importante disegno di legge è finalizzato ad armonizzare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo per chiarire il contesto evolutivo dell'intelligenza artificiale nel nostro Paese. Il disegno di legge introduce specifiche disposizioni volte a regolare l'utilizzo trasparente e sicuro dell'intelligenza artificiale in diversi settori, tra cui vedete anche il mondo del lavoro e professioni intellettuali. Quindi questa è la novità che ci riguarda di più, e in particolare per queste prevede che i sistemi di intelligenza artificiale possono essere impiegati esclusivamente come strumenti di supporto all'attività professionale, senza mai sostituire il contributo intellettuale dei professionisti. Di conseguenza, il professionista non potrà affidare integralmente l'erogazione della propria prestazione intellettuale a un sistema di intelligenza artificiale, anche nel caso in cui il destinatario del servizio presti il proprio consenso, e questo è un passaggio molto importante. Il provvedimento prevede poi che il professionista sia sempre tenuto a informare il destinatario della prestazione sull'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quindi va anche al di là di quanto previsto dal regolamento europeo, che non prevede limitazioni invece per i sistemi di intelligenza artificiale non ad alto rischio. Il disegno di legge regola inoltre la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, a condizione che la loro creazione derivi dal lavoro intellettuale dell'autore. Introduce inoltre questo disegno di legge anche il reato di deepfake, per colpire quanti creano attraverso l'intelligenza artificiale delle immagini false, foto o video per influenzare l'opinione pubblica. Sapete che se ne è parlato proprio in questi giorni perché ha fatto un certo scalpore il video diffuso attraverso i social, un video deepfake con una finta intervista della giornalista Silvia Sacchi al professor Garattini, che metteva in guardia le persone dai vaccini anti-Covid. Anche questa ovviamente una fake news, anzi una deepfake, che a questo punto, se il disegno di legge in questa forma sarà poi approvato alla Camera e diventerà legge definitiva, sarà un reato e quindi sarà punibile. Il problema è che anche se il deepfake viene scoperto in pochi giorni, nel frattempo ha avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni e quindi l'impatto sull'opinione pubblica è comunque molto importante e pericoloso. Concludo dicendo che anche il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli ha diffuso proprio ieri una nota per stigmatizzare quanto accaduto, e infine queste previsioni della legge sono in parte già state anticipate dall'Ordine dei giornalisti, che ha varato nel dicembre scorso un nuovo testo unico deontologico sui doveri del giornalista, che entrerà in vigore tra una decina di giorni, il 1° giugno.
Il documento per la prima volta si occupa anche di intelligenza artificiale, con uno specifico articolo, lo vedete, l'articolo 19, che dice: fermo restando l'uso consapevole delle nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l'attività giornalistica. Quando si avvale del contributo dell'intelligenza artificiale, il giornalista ne rende esplicito l'utilizzo nella produzione e nella modifica di testi e immagini, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo. Verifica fonte e veridicità dei dati e delle informazioni di cui si avvale. In nessun caso, infine, il ricorso all'intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi deontologici. Non so quanti giornalisti rispetteranno alla lettera questo nuovo articolo del nostro testo unico deontologico, comunque un tentativo che l'Ordine dei giornalisti sta facendo. Ripeto, questo nuovo regolamento, questo nuovo testo unico entrerà in vigore tra pochi giorni, il 1° giugno, per regolare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo giornalistico. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie molte a Cristiano De Ganos per questa rassegna sempre molto accurata, molto aggiornata. Credo che sia veramente preziosa per studentesse e studenti in aula. Abbiamo avuto una lezione completa veramente, benissimo, e io vi ricordo che questo appuntamento è anche l'occasione per un piccolo corso di aggiornamento per giornalisti e pubblicisti di Friuli Venezia Giulia, quindi saluto e ringrazio anche i giornalisti presenti in aula. E ora passiamo sull'altro canale perché qui potremmo esserci benissimo. Benvenuto ad Andrea Daniele Signorelli che buongiorno Andrea, un secondo per presentarti. Andrea Daniele Signorelli è giornalista, non ce l'abbiamo però, sì? È giornalista freelance, collaboratore di molte testate, importanti, autore di molti articoli divulgativi, ma direi anche scientifici, in quanto è anche ricercatore che collabora con alcuni istituti di ricerca, se non sbaglio ISPI, vero Andrea? E appunto un esperto, uno studioso di intelligenza artificiale applicata ai temi del giornalismo. Oggi ha tenuto, e io ho molto piacere, di voler sottolineare nel suo intervento le opportunità piuttosto che le minacce. E quindi direi che guardiamo l'argomento in tutte le prospettive e anche in quella positiva. Andrea, a te il microfono. Abbiamo un'aula piena di studenti e studentesse di corsi di laurea Scienze della Comunicazione sostanzialmente, in quanto noi formiamo i futuri giornalisti della regione Friuli Venezia Giulia, e abbiamo un'aula anche di operatori, di giornalisti e di persone interessate a questo argomento. Prego. Grazie mille, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, grazie molto dell'invito. Mi spiace non essere potuto venire di persona, ma per impegni pregressi e trasferte già concordate non siamo proprio riusciti a trovare una combinazione logistica per far sì di riuscire ad arrivare fino a lì di persona, ma mi fa comunque molto piacere partecipare a questo convegno. Come si accennava, appunto, cercherò di guardare un po' anche il bicchiere mezzo pieno, perché sicuramente, come sappiamo, come è già stato detto anche negli interventi precedenti, l'uso, forse l'abuso è il termine corretto, dell'intelligenza artificiale nel mondo del giornalismo presenta moltissimi rischi. È però anche importante andare a vedere
quali sono i modi diversi di utilizzarlo, quali sono le opportunità che si presentano, qual è il modo migliore in cui noi come professionisti di questo settore possiamo rapportarci a una tecnologia che, è inutile negarlo, non è transitoria, è qui per restare ed è qualcosa con cui quindi dobbiamo imparare a fare i conti invece di, come a volte avviene, rifiutarla in blocco. A questo punto io inizierei a condividere il mio schermo in modo da condividervi le slide che ho preparato, quindi tra un secondo vi chiedo solo la conferma che vediate tutto correttamente. Sì, a posto. Perfetto, benissimo. Ecco, questa è una di quelle frasi estremamente, inizio, lo anticipo subito, estremamente semplicistiche che circolano molto su LinkedIn nei post dei cosiddetti AI guru, no? I guru dell'intelligenza artificiale, o che si trovano spesso nei corsi di formazione relativi all'intelligenza artificiale, e recita che non sarà l'intelligenza artificiale a prenderti il lavoro, a rubarti il lavoro, sarà una persona che la utilizza o una persona che la utilizza meglio di te. È chiaro che si tratta di una semplificazione, però come spesso capita in queste frasi che noi vediamo utilizzate un po' ovunque, contiene anche sicuramente una parte di verità. Prima però concentriamoci sugli aspetti un po' troppo semplicistici e che la fanno un po' troppo facile di questa slide, e andiamo a vedere che cosa sta succedendo nelle ultime settimane, ma ormai anche negli ultimi anni. Questo è un caso di un paio di anni fa, ma quindi ci indica come le cose hanno iniziato a muoversi recentemente. Il proprietario di una catena, di un network di siti dedicati ai videogiochi, Galmut Editor, una catena che fa circa 60 milioni di visualizzazioni al mese, quindi parliamo di una grossa realtà editoriale statunitense, ha licenziato tutti i suoi collaboratori, assumendo al posto un solo AI editor per creare centinaia di articoli alla settimana. Per la precisione, in questo caso sono stati licenziati tutti i collaboratori esterni. Al suo posto si sono state trovate poco dopo delle offerte di lavoro per questa realtà editoriale per assumere appunto un AI editor, il cui compito era di produrre 200-250 articoli a settimana. Si tratta ovviamente di una mole, cosa sono? Circa 30-40 articoli al giorno, sabato e domenica compresi. Ovviamente si tratta di una mole di articoli impossibile da produrre per qualunque essere umano, e infatti la carica non era di giornalista, come vedete la carica era di AI editor. Fondamentalmente queste persone hanno deciso di tagliare brutalmente i costi e far sì che ci fosse una persona in grado di raccogliere articoli qua e là, darli in pasto, poniamo a ChatGPT chiedendogli di modificarli leggermente e poi di pubblicarli direttamente. In questo modo con una sola persona si può fare il lavoro, fatto però molto male, che prima veniva svolto probabilmente da decine di collaboratori. Questo invece è un caso molto più recente che riguarda Duolingo. Ora, Duolingo non è una realtà prettamente giornalistica, ma sappiamo che molti dei nostri colleghi, delle persone che lavorano nel mondo del giornalismo e della comunicazione, poi svolgono anche magari incarichi e collaborazione nel campo della traduzione, nel campo del copywriting, nel campo della comunicazione e altro ancora. Duolingo è sicuramente l'app più nota e più diffusa per l'apprendimento delle lingue straniere, e lo scorso il 28 aprile 2025, ha annunciato che smetterà completamente di utilizzare i collaboratori esterni per svolgere i lavori che l'intelligenza artificiale può gestire da sola, e in più ha anche ridotto fortemente, licenziato circa il 40% dei traduttori e dei creativi che utilizzava internamente. Tutto questo ovviamente ancora una volta ha lo scopo di automatizzare incarichi che prima venivano svolti da esseri umani e abbattere i costi. Tutto ciò sta iniziando anche ad avere un impatto sul mondo del lavoro, iniziano ad esserci i primi indicatori che mostrano come tutto ciò stia avendo un effetto sul mercato del lavoro. Questo è un grafico che ho preso dall'Atlantic, che è stato sviluppato da un giornalista dell'Atlantic, ma come vedete sotto utilizzando come fonte degli istituti ufficiali degli Stati Uniti, mostra la relazione tra il tasso di disoccupazione totale e il tasso di disoccupazione dei neolaureati.
Vedete che l'indicazione negativa, insomma il segno negativo non è una novità, ormai procede da qualche anno, ma quello ovviamente del 2020 è relativo al Covid, quindi un periodo molto particolare. Vedete come nel 2025 c'è stato un ennesimo e fortissimo crollo. A cosa è dovuto? Ci sono varie ipotesi, ma una delle più diffuse, delle più forti e delle più credibili è che semplicemente le aziende stiano assumendo sempre meno neolaureati. Qui mi avete detto che è una platea piena di studenti e studentesse, quindi questa non era buona notizia, ma poi arriviamo, prometto, anche alle buone notizie, che comunque ci possono essere delle opportunità. Perché questo sta avvenendo? Perché ovviamente le persone che escono oggi dall'università ed entrano nel mondo del lavoro spesso e volentieri devono affrontare, come è inevitabile che sia, come tutti abbiamo fatto, delle posizioni junior, svolgere delle mansioni della cosiddetta gavetta, fare gli stage, tutti incarichi di questo tipo, tutti incarichi che oggi possono essere da un certo punto di vista automatizzati e appaltati all'intelligenza artificiale. Ed è quindi probabilmente, pensate per esempio alla figura del correttore di bozze, ecco, non è una figura da neolaureati, ma per capirci, quella è una figura che già era in crisi per la crisi più generale del mondo editoriale, che aveva erroneamente, secondo me, individuato nei correttori di bozze delle figure da tagliare facilmente. Ecco, oggi questo è un lavoro che sta scomparendo perché è facilissimo fare la correzione di bozze a una intelligenza artificiale, e in alcune realtà magari più piccole però il correttore di bozze era un modo per entrare nel mondo del giornalismo, e poi da lì, soprattutto nelle realtà locali, perché io ho fatto il correttore di bozze al Corriere della Sera nei primi anni 2000 e lì era veramente un compartimento a tenuta stagna, non avevamo nessun modo neanche di scambiare due parole con i giornalisti. Ma allora, di chi è la colpa di tutto ciò? È colpa dell'intelligenza artificiale se ci sta portando via il posto di lavoro? Io recentemente ho scritto un articolo, deve ancora uscire per Wired, proprio su questo tema, e così per curiosità, un po' per scherzare, un po' per vedere cosa mi avrebbe detto, un po' perché ormai la mia relazione con ChatGPT sta diventando, e poi lo vedremo, abbastanza simbiotica. Le ho chiesto: ma ti senti in colpa perché, come scrivo nell'articolo, stai causando la disoccupazione di milioni di persone, magari un po' esagerato, milioni di persone? E risponde: capisco benissimo la provocazione, è una domanda giusta che merita una risposta seria, e meno male. No, non mi sento in colpa, perché non ho né coscienza né intenzionalità, ma l'uso che viene fatto di me e di sistemi come me, sì, può avere implicazioni profonde e problematiche, e questo è il punto centrale del tuo articolo. Non è l'intelligenza artificiale a distruggere i posti di lavoro, sono le scelte aziendali e politiche a usare questa tecnologia per tagliare i costi, automatizzare mansioni e concentrare il potere. Ecco, la cosa più triste di tutto ciò è che ChatGPT ha perfettamente ragione. Non è l'intelligenza artificiale che ci sta portando via il lavoro, è la decisione di tagliare i costi e automatizzare i lavori in una maniera totalmente incurante di quello che poi sarà l'output qualitativo, le conseguenze a livello della qualità del lavoro che noi svolgiamo. Perché noi siamo abituati a raccontare l'intelligenza artificiale come se fosse un'avversaria dell'essere umano, come se fosse un sostituto dell'essere umano, ma questa è una visione come minimo parziale. L'intelligenza artificiale non è alternativa all'essere umano, è molto più complementare all'essere umano, perché ciò che noi sappiamo fare, astrarre la conoscenza, generalizzare i problemi, inquadrare le criticità, pensare ai pro e ai contro, sono tutte cose che l'intelligenza artificiale assolutamente non può fare. Ciò che invece l'intelligenza artificiale sa fare molto meglio di noi è analizzare enormi quantità di dati, riuscire appunto a scovare refusi in tempi brevissimi, riuscire a fare tutti quei lavori che fondamentalmente riguardano, perché è questa l'unica vera capacità dell'intelligenza artificiale, scovare correlazioni all'interno di quantità di dati che per noi esseri umani sono semplicemente incommensurabili. Quindi l'intelligenza artificiale non è il sostituto dell'essere umano, è un alleato, è qualcosa che ci può aiutare a fare il nostro lavoro meglio, e probabilmente, poi lo vedremo, senza neanche riuscire più di tanto a risparmiare tempo. Se l'intelligenza artificiale viene utilizzata in sostituzione dell'essere umano, in poche parole, non è colpa dell'intelligenza artificiale, ma è colpa della volontà, delle scelte aziendali, soprattutto in un settore in crisi come quello editoriale, come quello giornalistico, di tagliare i costi
nonostante il rischio di peggiorare la qualità dell'output. Abbiamo visto prima il caso di quella realtà editoriale che ha deciso di licenziare tutti i collaboratori e assumere al loro posto un AI editor. Ovviamente lì la qualità degli articoli sarà sicuramente crollata, perché è inevitabile, ma evidentemente si sono fatti i loro calcoli, hanno deciso che comunque sarebbero riusciti in questo modo a massimizzare gli introiti. L'intelligenza artificiale non è un sostituto dell'essere umano, è al massimo un assistente, e attenzione, perché è un assistente molto volenteroso ma totalmente inaffidabile. E perché? L'intelligenza artificiale, probabilmente l'avrete già sentito parlare, è soggetta alle cosiddette allucinazioni. Le allucinazioni sono quando un sistema di intelligenza artificiale, come per esempio ChatGPT, presenta un'informazione come se fossero dei fatti, quando invece si tratta di un'informazione sbagliata oppure completamente inventata. Questi sono dei test che sono stati fatti per mostrare il livello la frequenza con cui questi sistemi di intelligenza artificiale cascano nella trappola delle allucinazioni, e si tratta, quelli che vedete, il Maintenance and Reliability Knowledge Exam e quell'altro PHM Knowledge Exam, sono due benchmark, cioè due tipi di test differenti che vengono fatti per valutare l'affidabilità e la qualità dei sistemi di intelligenza artificiale, e si è scoperto che nel primo caso ChatGPT sbagliava nel 5% dei casi, nel secondo del 10%, invece Bard, che era l'antenato di Gemini di Google, nel 4% nel primo caso e addirittura nel 29% nel secondo caso. Ora, se parlate con chi difende sempre lo sviluppo e l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, vi dirà che tanto questa è una fase transitoria, l'intelligenza artificiale diventerà assolutamente corretta e le allucinazioni diventeranno un ricordo del passato. Peccato che i massimi esperti del settore non siano per niente d'accordo. Questo è un articolo di Spectrum, che è la testata internazionale dell'Associazione Internazionale degli Ingegneri, che dice che le allucinazioni potrebbero compromettere il successo di ChatGPT. Questo è del 2023, passa un anno e esce uno studio, un paper scientifico che per la prima volta dichiara in maniera molto netta che le allucinazioni sono inevitabili, sono un limite intrinseco dei large language model, quindi dei sistemi di intelligenza artificiale che noi utilizziamo per i nostri compiti testuali. Ma non è tutto, non è solo che sono un limite intrinseco, è anche che più questi sistemi migliorano, più le loro allucinazioni si fanno subdole. Perché un conto è rendersi conto, come è capitato a me, poi qui non ho messo l'esempio perché sennò sarei andato troppo lungo, quando avevo chiesto a ChatGPT se pesa più un chilo d'aria o un chilo di ferro, e mi aveva risposto che ovviamente, siccome il ferro è più pesante dell'aria, allora pesava di più un chilo di ferro di un chilo d'aria. Uno di quei classici errori, era uno di cui mi è venuto in mente di fargli questa domanda perché era uno di quei tranelli che mi faceva mio padre quando ero bambino, e ho provato a ripetere a ChatGPT e ci è cascato come un bambino. Ma lì è facilissimo rendersi conto che sta sbagliando. Il problema è che più questi sistemi diventano sofisticati, più, diciamo così, l'allucinazione si nasconde nei dettagli, e quindi se noi chiediamo a ChatGPT di ricevere informazioni relative magari a qualche aspetto finanziario, qualche aspetto scientifico, chimico, gli chiediamo magari, come fanno molti, di riassumere un paper biologico, qualcosa in cui noi magari non siamo dei grandi esperti, ecco che lì si presenta il rischio di scrivere sciocchezze, perché ci affidiamo a quello che ChatGPT ci ha detto, ma di mezzo c'è un'allucinazione che noi non abbiamo le competenze per riconoscere. È per tutte queste ragioni che l'intelligenza artificiale non può essere un sostituto dell'essere umano, come ho già detto, ma se usato bene, con cognizione e con cautela, può invece essere un valido alleato del professionista, del giornalista, della comunicazione. Ora, quando si parla di come utilizzare ChatGPT in ambito giornalistico, spesso la si considera come se fosse fondamentalmente barare, del tipo: ciao ChatGPT, come stai? Spero bene, adesso scrivimi un articolo di 4.000 battute sulle elezioni in Romania con i risultati e le dichiarazioni e le conseguenze di queste elezioni.
e poi prendiamo l'articolo, magari gli diamo una riletta e lo pubblichiamo. Attenzione, ci sono effettivamente colleghi che stanno lavorando così. C'è il caporedattore di una redazione con cui collaboro, di cui non farò il nome per ovvie ragioni, che si lamentava con me proprio l'altro giorno al telefono del fatto che ha dovuto cazziare, non saprei come altro dire, alcuni altri collaboratori di questa testata, perché era chiarissimo che stesse usando ChatGPT per scrivere gli articoli, non stesse usando ChatGPT, stesse abusando di ChatGPT, perché questa è una questione secondo me fondamentale, la differenza tra abuso e uso, anzi tra abuso e utilizzo, per dirla ancora meglio. Non si usa l'intelligenza artificiale solo per la scrittura dei testi, si usa l'intelligenza artificiale, si usa ChatGPT nel lavoro editoriale, per esempio per fare brainstorming. Cosa intendo per fare brainstorming? A volte a me capita, per esempio, di avere il cosiddetto blocco dello scrittore, non riesco a chiudere un sottotitolo, metto dentro la parte iniziale del sottotitolo che ho scritto e poi chiedo a ChatGPT di propormi 4 alternative. Non è che le prendo quelle 4 alternative, magari le rifiuto completamente, magari invece ce n'è una perfetta e allora in quel caso perché non dovrei usarla? Ma si tratta semplicemente di un modo che mi aiuta a sbloccarmi. Ora sono consapevole del fatto che ci sia un rischio pigrizia in tutto ciò, però questo secondo me è un utilizzo corretto, uno poi può valutare se preferisce farlo o non farlo, ma che ci può aiutare. Ricerca e raccolta dati, questo fermo restando il problema delle allucinazioni, quindi va sempre fatto un secondo check, ma soprattutto sistemi, poi li vedremo, specifici per la ricerca e per la raccolta dei dati possono essere molto utili, perché sono in grado veramente di andare a cavare fuori dei materiali che attraverso Google, vi garantisco, è molto difficile trovare. Il problema è che poi una volta trovati questi dati, queste informazioni, bisogna farsi fornire sempre il link originario e poi andare alla fonte, mai fermarsi a quello che è stato il contenuto proposto da ChatGPT e dai suoi fratelli o sorelle, perché per le ragioni che abbiamo visto prima, per le allucinazioni. Revisione testi e controllo refusi, questo è perfetto. Io sono uno di quelli che rilegge i propri articoli almeno 3 volte prima di mandarli alle redazioni, ma ormai faccio fare sempre un passaggio anche a ChatGPT e mi scova sempre qualche refuso che a me era sfuggito. Sappiamo che ormai nelle redazioni lavorano a livello lavorano con una rapidità veramente frenetica, fanno molto fatica a rileggere con attenzione i nostri articoli, quindi mandarglielo il più possibile privo di refusi e di errori secondo me è essenziale. Chiarimenti e semplificazioni, cosa intendo? A volte scrivendo, ho ancora 5 minuti, giusto? Sì. A volte scrivendo, leggendo magari materiali, magari comunicati stampa che ricevo, mi ricordo recentemente ho scritto un articolo sul 6G, ho trovato delle dichiarazioni di alcune aziende relative al 6G, era scritto, avete presente, in quel linguaggio del marketing, in quell'aziendalese super vago, super fumoso, non riuscivo a capire niente di quello che ci fosse scritto. Ho chiesto per favore a ChatGPT di tradurmi dall'aziendalese in italiano, perché veramente facevo fatica a capire, perché erano quei discorsi fumosissimi, pieni di buzzword e di pochissimi contenuti, e devo dire che ha fatto un ottimo lavoro ad aiutarmi un po' a capire quale fosse il punto di quel discorso così fumoso. Fact checking e contro argomentazioni, in verità qui lasciamo perdere il fact checking, non lo faccio fare a ChatGPT, sarebbe un discorso un po' troppo lungo, ma le controargomentazioni invece sì. Cosa significa? A volte quando scrivo magari testi particolarmente complessi, mi piace dare il mio articolo intero a ChatGPT e chiedergli, non so mai quale articolo usare, di suggerirmi se ci sono secondo lei dei pezzi mancanti, se ci sono alcuni argomenti che mi sono dimenticato di toccare, alcuni aspetti importanti che ho tralasciato, alcuni punti deboli, e devo ammettere che a volte mi ha dato delle indicazioni, niente di eccezionale, non è che mi sono rimesso a fare l'articolo, ma magari mi ha evidenziato dei punti che erano effettivamente importanti da aggiungere e che io avevo tralasciato. E poi supporto nei testi di contorno, questa è nella fase successiva, quando poi magari devo trasformare il mio articolo in un piccolo post per LinkedIn o in un carosello per Instagram, utilizzo i sistemi di intelligenza artificiale per farmi dare una mano. Da tutte queste cose qui potrete forse anche immaginare che io non risparmio neanche un minuto del mio lavoro utilizzando ChatGPT, anzi a volte ho proprio l'impressione che magari ci metto, se non lo stesso tempo, magari rischio anche di metterci un po' più di tempo, ma ho la netta sensazione che il risultato, quando mando l'articolo, questo articolo sia migliore, perché ci sono ancora meno refusi, perché mi sono accorto se c'erano dei punti deboli, perché ho già preparato i contenuti di contorno, perché i dati che ho trovato
trovato non erano quelli nelle prime 3 risultati di Google, ma erano quelli che ChatGPT o altri sistemi erano stati in grado di andare a scovare nelle profondità della rete. Quindi l'articolo non lo scrive l'intelligenza artificiale, l'articolo svolge veramente il ruolo di assistente, non fa risparmiare tempo, nel mio caso aumenta la qualità del lavoro. Quali sono quindi i sistemi secondo me migliori che si possono utilizzare? Perplexity è per la ricerca. Perplexity è letteralmente un motore di ricerca, per cui per la ricerca di dati, per trovare informazioni, per trovare paper scientifici, questo strumento è ottimo. In alternativa anche la funzione Deep Research di ChatGPT funziona molto bene. Il mio preferito in assoluto però è Descript, perché tutti i giornalisti in sala e le giornaliste in sala sapranno che la cosa più brutta del nostro lavoro è sbobinare le interviste. Credo che su questo siamo tutti assolutamente d'accordo, ed ci è voluto un sacco di tempo prima di trovare uno strumento basato su intelligenza artificiale che fosse in grado di sbobinare per bene le interviste. Ecco, Descript lo fa. Sbobina bene, si può utilizzare gratuitamente fino, mi sembra, un massimo di 1 ora al mese. Per chi fa tante interviste non è tantissimo, ma per chi ne fa solo qualcuno ogni tanto può essere sufficiente, e poi ci restituisce, dividendo anche le voci, una versione quasi perfetta della nostra intervista. Io l'unica cautela che utilizzo con Descript è quello di sbobinare subito dopo aver fatto l'intervista e di rileggermela immediatamente, così se c'è dentro qualche errore me ne accorgo. Se invece lascio passare magari una settimana perché la consegna non è immediata, allora sono molto più attento. DeepL è uno strumento, tra l'altro una startup tedesca, una delle pochissime realtà europee in questo campo, che è specializzato in traduzione, e ha anche un sottoprogramma che è DeepL Write, che è specializzato invece nel controllo della scrittura, per cui magari se c'è un paragrafo involuto che non vi piace vi dà qualche consiglio su come suddividerlo. Grammarly, un classico, correzione per la correzione grammaticale, ma questo si può ormai far fare tranquillamente a ChatGPT. E infine Eleven Labs, che è quello che crea dai nostri articoli fondamentalmente l'audio articolo. È uno strumento sempre più utilizzato da molte realtà editoriali, soprattutto inglesi, quello di affiancare, per chi magari sta passeggiando, la possibilità di ascoltarsi l'articolo letto, in questo caso letto da un sistema di intelligenza artificiale che è Eleven Labs. Ecco, chiudo dicendo che alla luce di tutte le cose che vi ho raccontato, il già citato articolo 19 dell'Ordine dei giornalisti, dal mio punto di vista è abbastanza problematico. Spiego perché. Perché, chiaro, punto 1, fermo restando l'uso consapevole di nuove tecnologie, e spero di averlo sottolineato a sufficienza, che è fondamentale l'uso consapevole, l'intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l'attività giornalistica. Infatti abbiamo sottolineato in abbondanza che non deve essere un sostituto, ma semmai un assistente. E però, quando si avvale del contributo dell'intelligenza artificiale, il giornalista ne rende esplicito l'utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo. Bene, sulla seconda parte sono assolutamente d'accordo. Si assume, certo che mi assumo la responsabilità e il controllo, l'ho sempre fatto e lo faccio anche se utilizzo un'intelligenza artificiale, ma in che senso ne rendo esplicito l'utilizzo nella produzione e nella modifica di testi? Significa che se utilizzo DeepL per tradurre 3 righe dallo sloveno che non conosco, devo segnalare che l'articolo è stato fatto tramite l'intelligenza artificiale, che se ho utilizzato un sistema di intelligenza artificiale per scovarmi che avevo scritto deontologico senza la N, allora devo segnare che l'ho fatto con l'intelligenza artificiale, che se che se magari ChatGPT mi ha consigliato di spezzare un paragrafo in 2, allora significa che questo, cioè capite che l'intelligenza è come se ci avessero chiesto di segnalare se questo articolo è stato fatto utilizzando Google o meno, ma ormai nessuno più scrive un articolo senza mai avvalersi di Google. Sarebbe incredibile chiedere una cosa del genere. È un po' come se, mi ricordo io, perché comunque non facevo ancora il giornalista ma studiavo, quando è emerso Google, quando è emerso Wikipedia, dicevano vabbè, adesso tutti faranno le cose copia e incollando la Wikipedia utilizzando Google. Sì, certo, alcuni l'hanno fatto, quello era un abuso, ma la maggior parte delle persone, soprattutto una volta presa contezza di come funziona questo sistema, lo utilizzavano correttamente. Sarebbe stato assurdo chiederci di indicare che quell'articolo era stato usato su Google, perché è chiaramente un modo quasi che serve a sminuire il lavoro del giornalista che ha utilizzato l'intelligenza artificiale, quando invece, se questo sistema è usato correttamente, può permetterci di fare molto meglio il nostro lavoro.
Questo secondo me è il punto finale col quale concludo. Non dobbiamo essere conservatori, ma non perché l'intelligenza artificiale è la cosa più bella del mondo, ma perché l'intelligenza artificiale è una tecnologia che è qua per restare, non andrà da nessuna parte, dovremo farci i nostri conti. Invece di arroccarci un po' in questo terrore, noi dobbiamo combattere prima di tutto un certo abuso, non tanto dei professionisti, ma da parte delle aziende dell'intelligenza artificiale. Quello è il nemico, non è l'intelligenza artificiale. Chi decide di tagliare i costi e massimizzare i profitti sulla nostra pelle pur sapendo che farà un lavoro pessimo, quello è il nostro nemico, non tanto, e semmai anche quelli che invece ne abusano. Ma l'intelligenza artificiale di per sé, se utilizzata correttamente, è uno strumento che può veramente darci grande opportunità. Quello che noi dobbiamo fare è imparare a usarla al meglio, con l'unico scopo di fare meglio il nostro lavoro. E io ho finito, credo, correggetemi se sbaglio, che ci siamo. Grazie infinite Andrea, un intervento veramente che ha catturato, ho visto tutti molto attenti a prendere appunti intensamente, tant'è che Andrea sospetto che sia il prodotto di qualche forma di intelligenza artificiale. Ecco, e invece per dimostrarci che non è così sei invitato in presenza nella nostra sede a Gorizia, Università di Udine, sede di Gorizia. Ti aspettiamo, le studentesse e gli studenti già dicono di sì col capo, quindi non so, una minaccia vedi tu, ma una promessa. Lo farò molto volentieri. Perfetto, ti accoglieremo molto volentieri. Una domanda telegrafica, una risposta telegramma proprio. Questi che poi saranno i futuri operatori della comunicazione e anche del marketing, ahimè, però avrai un buon traduttore tra di noi volendo. Quale competenza tecnica, quale soft skill, quale abilità cognitiva o abilità relazionale dovrebbero curare, sviluppare per le professioni della comunicazione del futuro? Ma allora ci sono secondo me due suggerimenti, sarò brevissimo. Il primo è proprio quello di, sapendo che questi strumenti di supporto noi li useremo senza ombra di dubbio al 100%, quindi è fondamentale metterci le mani, come diceva il cameriere di un ristorante che frequentavo spesso, non avere paura, giocarci, entrare dentro, non limitarsi agli utilizzi pigri, ma sfruttarli veramente, cercare di scoprire fino a dove si può arrivare semplicemente facendo richieste strane a ChatGPT, chiedendogli di tutto, cercare proprio di capire quali sono, perché questo è il modo migliore per capire quali sono i punti forti e i punti deboli. Più in generale, il fatto, e questo è un tema al quale tengo molto, il fatto che questi strumenti fondamentalmente siano in grado di svolgere una grande quantità di piccoli lavori molto specifici e molto settoriali, secondo me dovrebbe cambiare le nostre priorità a livello di formazione. La nostra priorità non deve essere più imparare le cosiddette hard skill, cioè quindi non dobbiamo più imparare determinate piccole cose molto specifiche da fare, perché molto probabilmente quelle piccole cose molto specifiche o quei settori di studi estremamente settoriali non saranno più necessari per tutte le cose che l'intelligenza artificiale è in grado di fare. Quello che noi dobbiamo sviluppare ancora di più, ed è qualcosa che nel mondo della scuola è stato dimenticato negli ultimi decenni, è lo spirito critico, il saper analizzare i pro e i contro, capire che cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo, quali sono le conseguenze di quello che stiamo facendo o, nel caso dei giornalisti, di quello che stiamo analizzando. Il mondo del giornalismo, soprattutto in campo tecnologico, ultimamente si è ridotto spesso a essere il passacarte dei comunicati stampa delle grandi aziende. No, anche perché quel lavoro non lo faremo più, perché non ci sarà bisogno di un giornalista che fa il passacarte dei comunicati stampa, sarà l'intelligenza artificiale a fare il passacarte dei comunicati stampa. Quello che i giornalisti che rimarranno saranno quelli in grado di capire cosa c'è dietro quel comunicato stampa, quanto c'è di vero, dove stanno le bugie, dove sono i dati, dove sono le dimostrazioni, quali saranno le conseguenze negative a cui quell'azienda non ha pensato. Quindi capacità critica, capacità di analisi, queste secondo me nel mondo della comunicazione rimarranno, e soprattutto nel giornalismo in assoluto, le abilità e le capacità più richieste. Grazie molte, grazie ancora. Grazie. Ok, chiediamo a Irene di uscire dal collegamento e passiamo al successivo slot, successivo e ultimo
slot di questa mattinata, come avete capito, è fatto in tre capitoli, quindi stiamo arrivando all'ultimo, ed è da qua, ok. Allora, ed è lo slot più atteso, più emozionante forse, soprattutto più coinvolgente più coinvolgente per studentesse e studenti, ma anche laureate e laureati. E tra l'altro il compito per caso è scoprire di che genere è ChatGPT, perché vogliamo la risposta poi a quella domanda. Ma allora, al di là di questo, siamo alla presentazione dei lavori di tesi di laurea premiati dalla commissione giudicatrice del premio Piero Villotta 2025, è un premio alla quarta edizione quest'anno, ed è un premio che quest'anno ha messo un po' la commissione in difficoltà, perché i lavori sempre molto numerosi che ci arrivano sono stati di alta qualità, veramente tutti quanti, ma molto variegati come la natura dei nostri corsi di laurea, con approcci disciplinari diversi, con metodologie di analisi empirica diversa, e quindi complicato, difficile identificare un solo vincitore. In effetti c'è una vincitrice e altre 3 vincitrici, 4 in totale, altre 3 laureate, tutte femmine quest'anno, altre 3 laureate che hanno avuto una menzione speciale da parte dell'Ordine dei giornalisti, quindi c'è un riconoscimento, altro che medaglia, un riconoscimento di gran pregio per il proprio curriculum. Come sapete, il premio nasce con un tema giornalistico su appunto lavori sul giornalismo nelle sue varie forme, si estende poi giornalismo e nuove tecnologie, che non sono neanche così nuove, ma le nuove tecnologie sempre più nuove ci stanno e sono molto attuali, ed è ancora appunto il tema molto frequentato dai nostri laureati di laurea. E poi si estende ancora ai temi della sostenibilità declinata in ambito ambientale, sociale, economico e anche di più, anche di creatività. La sostenibilità di creatività è bellissima. Questo per dirvi che appunto gli argomenti sono dei più disparati, ma perché il frame, quindi il quadro di riferimento appunto consente, e questo per spiegarvi perché poi la commissione appunto è in difficoltà, si sviluppano sempre bellissime discussioni, e alla fine quindi viene definito questo pool, questo panel di 4 vincitrici. Allora, ora iniziamo con le presentazioni appunto una alla volta delle vincitrici, iniziando dalle menzioni speciali, e quindi iniziamo da Raffaella Briggio, laureata magistrale in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni nell'appello, credo lo scorso novembre, forse, più o meno sto andando a memoria. Raffaella in questo momento non è qui con noi, no? Perché sta lavorando, perché sta lavorando al piano di sopra, sta conducendo un meeting, una tavola rotonda internazionale per conto di Area Science Park, che è la sua, vita professionale. E Raffaella ha fatto tutto il percorso di triennale e di magistrale, ora mi dice anche di un altro master di Università di Udine, perché non riesce ad allontanarsi da noi. Ha fatto tutto il percorso da studentessa lavoratrice, quindi un lavoro non da poco, ma anzi di alto profilo, famiglia e quant'altro. L'ha fatto con grandissimo entusiasmo,
si è dedicata, vedete anche l'argomento, sembra, il titolo della tesi sembra esattamente il titolo, non l'abbiamo fatto apposta, non l'abbiamo copiato neanche con ChatGPT, sono stati 2 processi paralleli, noi avevamo programmato il convegno prima della definizione dei vincitori del concorso. Però appunto speriamo che Raffaella ci raggiunga poi dopo. Nel frattempo ci ha mandato una video presentazione registrata che ora facciamo partire. Buongiorno a tutti, mi scuso molto per non essere lì con voi in questo momento, però proprio ora purtroppo sono impegnata in una riunione di lavoro molto importante. Conto però di raggiungervi di persona più tardi. Sono veramente onorata di questo riconoscimento così prestigioso, per il quale ringrazio in particolar modo la famiglia Villotta. L'argomento su cui ho incentrato la mia tesi di laurea è l'intelligenza artificiale e come essa venga rappresentata dai media, soprattutto per quanto riguarda una visione, un'interpretazione di minaccia o di opportunità. L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società moderna, infatti, è ormai innegabile. In molti la considerano la 4ª rivoluzione industriale, anche se la sua evoluzione è ancora del tutto imprevedibile. Come si sa, ogni cambiamento così pervasivo, ogni nuova tecnologia così potente porta con sé delle opportunità, ma anche dei potenziali pericoli, nuove sfide, ma anche nuovi timori. L'intelligenza artificiale è diventata ormai un fenomeno globale cui si accompagna un acceso dibattito che è sempre più vivace, che oscilla appunto tra queste 2 visioni di opportunità e di minaccia. Vi sono sostenitori e al tempo stesso vi sono detrattori. Ed è per questo che con il mio lavoro ho voluto indagare come i media italiani abbiano narrato l'intelligenza artificiale, come l'abbiano rappresentata, e questo nell'arco temporale che va da gennaio 2020 al dicembre 2023. Come sappiamo, infatti, i media formano, ma al contempo riflettono, quella che è l'opinione pubblica. E parlando di opportunità e di minaccia, finora la letteratura, gli studiosi ne vedono appunto molteplici, sia di opportunità che di minacce, come appunto in questa slide sono andata a riassumere. E prima di procedere con la ricerca della mia tesi, ho ritenuto utile e anche molto opportuno svolgere una trattazione approfondita su ciò che è l'intelligenza artificiale, sulle sue origini, sulla sua evoluzione e anche sulle varie tipologie di intelligenza artificiale, andando anche poi ad approfondire la recente regolamentazione europea che, come sappiamo, è stata la prima a livello mondiale. In questo caso l'Europa ha fatto da precursore. Ho ritenuto fondamentale capire cosa sia l'intelligenza artificiale generativa, perché proprio il suo avvento ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nella comunicazione sui media. E poi appunto ho concluso questa parte introduttiva della tesi con una breve trattazione di quelle che sono le tecnologie correlate all'intelligenza artificiale che vedete qui descritte. La ricerca, entrando appunto nel suo merito, è stata sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo e, come dicevo, l'arco temporale preso in considerazione è stato quello che corre dal gennaio 2020 a dicembre 2023. Per quanto riguarda i media, sono andata a scegliere tutti gli articoli usciti su ANSA, in quanto la prima agenzia di informazione in Italia, e sul Corriere della Sera, proprio perché è il primo quotidiano per numero di lettori. E interessante appunto sarà vedere le conseguenze che ha avuto l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, che appunto
ritroviamo nel novembre 2022 e questo appunto lo vedremo più avanti, le date che vi farò vedere. La ricerca quantitativa si è focalizzata su tutti e 4 gli anni ed è andata a verificare quanti sono stati gli articoli usciti sui 2 media e con quale andamento quantitativo. Sono andata poi a indagare l'importanza dei vari domini logici legati appunto all'intelligenza artificiale. Ho scaricato tutti gli articoli usciti in questo arco temporale e ho svolto poi delle analisi lessicali, andando ad indagare sia le 30 che le 100 parole significative più frequenti. Ho ritenuto poi interessante andare a identificare i 5 domini logici più indicativi e quali fossero le parole ad essi associate che fornissero delle indicazioni interessanti rispetto al peso dei vari domini logici. Per quanto concerne il corpus analizzato, gli articoli di ANSA sono stati in tutto 6.341, mentre gli articoli del Corriere della Sera 3.442, per un totale quindi di circa 10.000 articoli. E qui vediamo appunto come si ripartiscono nei vari anni con il trend di crescita. E qui sono andata a vedere quelle che sono state appunto le parole più utilizzate, sia per il Corriere che appunto per ANSA. Troviamo Covid, coronavirus, Cina, ricerca, sviluppo, economia, lavoro, tecnologia. È interessante la parola futuro proprio per andare a vedere con quale accezione, quindi se di opportunità o di minaccia, viene associata, e questo lo vedremo appunto nella seconda parte quando svolgo la ricerca qualitativa sui contenuti. I domini logici principali che sono andati a identificare sono 5. Il dominio logico di finanza ed economia ha avuto il maggior numero di frequenza di parole. Vediamo infatti che sono quasi 24.000. Poi troviamo le parole emotive con un'accezione positiva, in questo caso vediamo che sono quasi 13.000, mentre le parole con accezione negativa rappresentano il dominio logico più esiguo, con circa poco più di 3.000 parole. Infine, con approssimativamente 8.000 parole troviamo sia il dominio logico della tecnologia che quello della politica. E qui appunto vediamo gli andamenti. Per quanto riguarda invece la parte concernente la ricerca qualitativa, sono andata a prendere in riferimento soltanto il primo e l'ultimo anno dell'arco temporale di riferimento, quindi il 2020 e il 2023, perché ho voluto fare un confronto tra i due e vedere quali sono state le differenze. Ho individuato i nodi logici principali e gli ambiti tematici a cui si riferisce l'intelligenza artificiale e sono andata poi ad attribuirli in ciascun articolo con un'operazione che si chiama categorizzazione. Questo lavoro ha rappresentato una prima parte di analisi e poi, grazie al fatto che ci fossero veramente molti materiali a disposizione, ho voluto fare una seconda fase di analisi in cui sono andata a fare una ricerca più approfondita sui contenuti, andando ad identificare gli ambiti chiave, elaborando i concetti e facendo dei confronti interessanti. Per svolgere questa attività di ricerca, come si vede da questa slide, ho dovuto necessariamente svolgere una doppia campionatura, in quanto il corpus era troppo grande per poter avere dei risultati che avessero valore. E questa doppia campionatura ha consentito di arrivare ad un corpus per il 2020 di 153 articoli e per il 2023 di 436 articoli, quindi abbiamo circa 600 articoli in tutto. Sono andata ad identificare 13 nodi logici che mi hanno consentito di effettuare ben 1648 categorizzazioni. Poi come step successivo
ho individuato 16 ambiti tematici a cui si correla l'intelligenza artificiale, che mi hanno consentito in questo caso di effettuare altre 812 categorizzazioni. E qui appunto possiamo vedere come i nodi logici in percentuale si ripartiscano tra il 2020 e il 2023 e quali siano appunto i principali. Per ANSA si può osservare che i principali sono opportunità, appunto con un 26,9%, seguito appunto da una parte che ci fa vedere che abbiamo un respiro nazionale, quindi più articoli che riguardano l'Italia che l'estero. La non generativa ovviamente appunto ancora non esisteva. E poi appunto abbiamo regolamentazione e controllo e prodotto commerciale. Nel 2023 troviamo invece per prima la generativa, proprio perché l'avvento è a fine 2022. Opportunità in questo caso occupa il secondo posto e vediamo che arriva anche la minaccia. Questo quindi cosa ci fa capire? Ci fa capire che l'intelligenza artificiale venga comunque ancora narrata anche nel 2023 e soprattutto come un'opportunità, ma innanzitutto c'è un avvento, c'è un sentore di minaccia, ma soprattutto che l'opportunità si riduce drasticamente. Andando a guardare il Corriere della Sera vediamo dei risultati piuttosto affini. L'opportunità è al primo posto in entrambi gli anni, però passa da un 25% al 16,7% e anche qua inizia a salire la minaccia. Sono andata poi a verificare anche gli ambiti tematici in percentuale e per ANSA è interessante trovare quali principali: la tecnologia, gaming e innovazione, la sanità e la salute, anche perché ricordiamoci 2020 è l'anno purtroppo del Covid, e la politica. Nel 2023 rimangono principalmente tecnologia e politica, ma c'è un avvento di cinema, TV, musica e stampa. E questo perché c'è stato un grosso timore in questi settori per quanto concerne i diritti d'autore e il rischio di plagio. Abbastanza affine, adesso lo scorro rapidamente, è ciò che ho trovato poi per Corriere della Sera. E nella seconda fase della mia ricerca ho svolto un'analisi di tutti gli ambiti chiave dei nodi logici che ho ritenuto più significativi, come appunto accennavo prima. E adesso vi faccio vedere quello che sono stati i nodi logici dell'opportunità e della minaccia, sia per ANSA che per Corriere. Ad esempio qui appunto vediamo che l'occupazione viene vista sia come un'opportunità nel 2023 e anche nel 2020, che poi come una minaccia. E nel Corriere della Sera troviamo come opportunità arte, musica, formazione e cultura, anche nell'altro anno, però poi lo ritroviamo anche come minaccia. Come dicevo prima, appunto, è un ambito che ha destato e continua a destare preoccupazione, e se vi ricordate negli Stati Uniti ci sono stati moltissimi scioperi degli sceneggiatori, degli attori, degli editori, preoccupati dei danni appunto che potrebbe causare l'intelligenza artificiale. La minaccia rilevata principalmente nel 2023 è quella della disinformazione, dei cosiddetti deepfake e del fatto che possa andare a supportare la cybercriminalità. E concludo questa trattazione, che appunto per motivi di tempo ho dovuto riassumere in maniera appunto molto veloce, e appunto concludo con una frase che mi è piaciuta molto di Francesco Pizzetti, che è stato il presidente dell'Autorità Garante per la Privacy in Italia dal 2005 al 2012, il quale sostiene che la sfida per gli individui sarà quella di rimanere padroni del proprio futuro
evitando che esso sia controllato, condizionato o determinato da ciò che oggi ancora confusamente viene definito intelligenza artificiale. E qua termino e vi ringrazio molto. Arrivederci. Ringrazieremo poi Raffaella Brigio di persona. Buongiorno a tutti. No, sì. Ok, e appunto già l'avete sentito, il prossimo intervento Martina Gentilini, altra menzione speciale che al momento si trova a vagare non si sa dove ma negli Stati Uniti e il suo lavoro di tesi di laurea è appunto con un'impostazione un po' diversa, è una tesi scritta interamente in lingua inglese e riguarda appunto l'applicazione di un modello sociosemiotico per l'analisi del linguaggio di comunicazione politica, in particolare nel discorso di accettazione della candidatura di Kamala Harris. Anche Martina appunto ci manda una presentazione che ora andiamo direttamente in onda e via. Buongiorno a tutti e a tutti, desidero innanzitutto ringraziare di cuore la giuria del premio di laurea Piero Villotta per aver voluto attribuirmi questa menzione speciale e un ringraziamento speciale anche al presidente dell'ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Furio Baldassi, e soprattutto ad Adriana Ronco Villotta, promotrice del premio di laurea Piero Villotta. Oggi vi presenterò brevemente la mia tesi intitolata Politics in and Through Verbal and Non-Verbal Language, a Sociosemiotica and Multimodal Study of Kamala Harris 2024 Nomination Acceptance Speech. L'obiettivo principale di questa tesi si basa su un quesito che mi sono posta, ovvero in che modo Kamala Harris utilizza strategie di comunicazione multimodale per costruire la propria identità politica nel discorso di accettazione alla candidatura presidenziale. Ho eseguito un'analisi contestuale, testuale e visiva e l'approccio che ho utilizzato è la grammatica sistemico-funzionale di matrice sociosemiotica elaborata da Halliday, combinata all'analisi critica del discorso multimodale a partire dagli studi di Kress e Van Leeuwen. Kamala Harris è la prima donna afroamericana e sudasiatica a candidarsi per la presidenza degli Stati Uniti d'America e il contesto elettorale del 2024 è distinto da forti divisioni politiche, sfide economiche, ma soprattutto anche sociali, e soprattutto da questo ritiro anticipato dalla campagna elettorale di Joe Biden a luglio del 2024, motivo per cui ad agosto del 2024 vi è stata la candidatura di Kamala Harris con una campagna elettorale di solo 107 giorni e inoltre ovviamente vi è anche una polarizzazione politica e mediatica. Durante la mia tesi ho anche voluto analizzare quelle che sono le reazioni del pubblico dei media tramite l'utilizzo dell'analisi dei sondaggi di Pew Research Center, un centro statunitense, che mi ha fatto capire che durante questa campagna elettorale c'è stato un forte uso dei social media e soprattutto l'impiego di hashtag e meme, ma anche di diversi influencer, sia per quanto riguarda la campagna elettorale di Kamala Harris che quella di Donald Trump. Inoltre ovviamente sono stati utilizzati anche i media tradizionali, dove sempre tramite l'utilizzo dei sondaggi tratti da Pew Research Center si può notare la differenza tra i media democratici e quelli repubblicani, quindi tra le news apportate da New York Times e CNN e quelle apportate da Fox News. Diciamo che in questo caso si può inserire il tema centrale di questo premio, quindi il giornalismo e l'intelligenza artificiale, perché diciamo che la mia analisi suggerisce che l'interpretazione della realtà politica è sempre una costruzione fatta di codici, narrazioni e scelte stilistiche e in questo senso l'intelligenza artificiale rappresenta una sfida immensa per quanto riguarda comunque il relatore o comunque il politico che in questo momento si sta esponendo, in quanto può aiutare a potenziare la diffusione ma rischia comunque anche di alterare l'intenzione di questo relatore. Per questo ritengo che comunque sia fondamentale rafforzare l'alfabetizzazione mediatica e visiva e
responsabilizzare la narratività di questi discorsi e così che ci sia poi anche un'accuratezza contestuale e una consapevolezza di questi linguaggi multimodali che vengono utilizzati all'interno appunto dei discorsi politici. E, per quanto riguarda il discorso di Kamala Harris, si è tenuto appunto il 22 agosto del 2024 nella Convenzione Nazionale Democratica in Chicago, a Illinois, e io ho svolto un'analisi macro e micro del testo. Nella macroanalisi abbiamo un richiamo ai valori tradizionali della democrazia americana, quindi appunto il rule of law, la partecipazione, la stabilità, e si ha una forte spinta simbolica verso il cambiamento generazionale, culturale e politico. E in questo caso il discorso si articola secondo una struttura riconoscibile, soprattutto nei grandi eventi politici americani, dove abbiamo un'introduzione, una parte centrale e una conclusione, e all'interno dell'introduzione troviamo dei tributi, dei ringraziamenti ai presenti e comunque anche agli elettori. Una parte centrale del testo dove abbiamo una biografia, dei temi chiave, ma anche degli attacchi all'avversario che possono essere diretti o indiretti, come in questo caso verso Donald Trump, dato che è diciamo un oppositore politico, e una conclusione con diverse call to action rivolte agli elettori appunto, ma in questo caso soprattutto l'elettorato giovane, motivo per cui sono anche stati utilizzati gli influencer durante queste campagne elettorali per riuscire a raggiungere la parte più giovane della popolazione che non è molto attiva. Per quanto riguarda invece la microanalisi del testo, si possono notare dei verbi materiali che vengono utilizzati per sottolineare azioni concrete, come ad esempio I will bring together labor workers. Verbi mentali che vengono utilizzati per coinvolgere l'elettorato in un immaginario condiviso, costruzione di retoriche, quindi come l'anafora, la reiterazione e soprattutto moltissime domande retoriche e delle frasi definite affettive volte a costruire dell'empatia con l'elettorato, appunto, per poterlo raggiungere più nel profondo. Oltre alle parole, infatti, ho analizzato anche la parte multimodale di questo discorso e infatti abbiamo un'analisi critica del discorso multimodale che è originata dalla Critical Discourse Analysis, che analizza in particolare i testi politici, pubblicitari e giornalistici per indagare il nesso fra il linguaggio e l'ideologia. Per quanto riguarda invece l'analisi critica del discorso multimodale, viene estesa includendo anche immagini, grafici e altri elementi visivi che vengono utilizzati per analizzare il significato, costruito in maniera sinergica attraverso molteplicità di codici semiotici. Il potere degli elementi non verbali, visivi e spaziali. In questo caso appunto c'è stato un utilizzo delle espressioni facciali da parte di Kamala Harris durante il suo discorso, quindi momenti in cui sorrideva, alternati a momenti di serietà, diciamo. L'utilizzo dello spazio, in quanto durante la sua convention lei è sempre stata ferma nello stesso posto, allo stesso punto, nel centro del palco. E l'utilizzo dei gesti, soprattutto l'utilizzo delle mani per sottolineare alcuni temi chiave o comunque per enfatizzare un argomento. Le conclusioni della mia tesi riguardo appunto l'identità politica di Kamala Harris è che appunto utilizza strategie multimodali essenziali nella costruzione della sua immagine. Vi sono fattori esterni che influenzano molto la ricezione della sua leadership e che in questo caso però il ruolo dei media è stato utile per amplificare o comunque anche ridefinire il messaggio politico attraverso le narrazioni partigiane dei social media. Infine la comunicazione politica richiede comunque una consapevolezza critica per poterla appunto comprendere al meglio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio ancora per questa meravigliosa opportunità. Ringraziamo anche Buongiorno a tutti e a tutti. Ho bisogno di stopparla perché è inarrestabile.
Ecco, e andiamo ad aprire il file successivo. Sì, ce l'abbiamo, è un PDF, e chiamiamo la relatrice, in schermo intero, la relatrice, che è la dottoressa Caterina Visintin, laureata a novembre, e me lo ricordo, faceva freddo ed era buio quel pomeriggio, e io c'ero, ovviamente. Caterina Visintin ci sintetizza 10 minuti, sì, il suo lavoro, che è Doveri ed errori dei giornalisti nella narrazione della violenza di genere tra stereotipi, sensazionalismo e consapevolezza, tema quanto mai attuale. No, non ce l'abbiamo, passiamo all'altro, anche se switchi, andiamo di qua. Sì, quindi va bene comunque, prego Caterina. Tema appunto attuale su femminicidi, ma anche tema spinoso per i giornalisti, e diciamo, Caterina si è aiutata un pochettino con un tirocinio ad hoc, e ora mi risulta che faccia anche altre belle cose ad hoc. Va bene, le passo subito il microfono. Complimenti per il vero simbolo dei femminicidi, simbolo che parla da solo. Questa è vera comunicazione. Ci ho messo un bel po' stamattina a intendere il messaggio. Lo sapete, vero, qual è il simbolo del femminismo? Tacco 12, no, 12 no. Rosso, lacca, rosso, ecco, quindi il prototipo del messaggio. Vediamo se possiamo andare da questo qua, prego. Questo. Okay. Buongiorno a tutti, vorrei innanzitutto ringraziare la Commissione per avermi attribuito questa menzione speciale. Per me oggi è un grande onore presentarvi la mia tesi di laurea dal titolo Doveri ed errori dei giornalisti nella narrazione della violenza di genere tra stereotipi, sensazionalismo e consapevolezza, che è un lavoro che vuole essere un'analisi critica della situazione attuale in Italia sulla comunicazione delle notizie di violenza di genere e dei femminicidi. Dati registrati dall'Osservatorio Femminicidi, Lesbicidi, Transicidi in Italia di Non Una di Meno registrano che nel 2024 sono stati commessi 98 femminicidi, e tra il 1 gennaio e l'8 maggio del 2025 altri 27. Questi dati dimostrano come la violenza di genere ancora oggi resta una vera e propria tragica piaga sociale. La mia tesi quindi nasce da un'urgenza sociale, soprattutto, ma anche personale, di raccontare come la violenza di genere e in particolare i femminicidi vengano spesso distorti nei media, e come il giornalismo, se consapevole e deontologicamente corretto, possa invece essere uno strumento di cambiamento culturale. La violenza di genere è un qualsiasi atto di violenza fondato sul genere che provoca danni fisici, psicologici o sessuali alle donne, inclusi minacce, coercizione e privazione arbitraria della libertà. Questo quindi include molte forme di violenza, sia quelle più visibili come la violenza fisica, sessuale o lo stalking, ma anche quelle forme di violenza meno visibili e più subdole, come la violenza psicologica, la violenza verbale, economica, digitale e anche sociale, che mirano alla psiche della donna, a isolarla, a toglierle l'indipendenza, sia quella sociale ma anche quella economica, e minano la sua dignità e il suo valore. Il femminicidio è il culmine di tutto ciò, l'uccisione di una donna a causa proprio del suo genere, e anche là dove l'intera società fallisce.
I risultati Istat del 2023 mostrano che le cause principali della violenza di genere sono la percezione della donna come oggetto di proprietà, il bisogno dell'uomo di sentirsi superiore alla moglie o alla compagna e la difficoltà maschile a gestire la rabbia. Ma in questo contesto è importante anche evidenziare le cause socioculturali. Infatti la violenza di genere viene spesso legittimata dagli stereotipi di genere che da secoli normano i comportamenti degli uomini e delle donne. Questi stereotipi di genere rafforzano le gerarchie di genere che sono basate sulla disuguaglianza e su una simmetria di potere. Le norme culturali sostengono queste disuguaglianze e asimmetrie di potere e infatti proprio la cultura che svolge un ruolo cruciale nel mantenere queste dinamiche di potere. Il ruolo dei media in questo contesto è molto importante, in quanto i media sono canali privilegiati per la diffusione proprio di modelli culturali e infatti influenzano profondamente la percezione pubblica della violenza di genere. Esistono linee guida etiche come il Manifesto di Venezia, la Carta di Pordenone, lo stesso testo unico, anche la CEDAW, la Convenzione di Istanbul, che aiutano ai giornalisti con delle linee guida molto specifiche. Infatti un giornalismo consapevole può sfidare i pregiudizi, può informare con rispetto e può diventare un motore di cambiamento culturale. Purtroppo queste linee guida tante volte non vengono seguite e infatti poi si può contribuire con questo a vittimizzare la donna, a giustificare l'uomo e a normalizzare anche la violenza. Troppe volte ancora vediamo articoli con espressioni come era troppo innamorato, raptus di follia, impazzito, raptus omicida, oppure articoli che descrivono l'uomo come un bravo ragazzo, un ragazzo semplice, premuroso, buono. E questi termini banalizzano la violenza e la fanno diventare come un fenomeno isolato e anche temporaneo. Nella parte sperimentale della mia tesi ho affrontato questi temi con delle interviste qualitative con giornalisti, attivisti e professionisti del settore. E il mio obiettivo era proprio esplorare il confine tra informazione e spettacolarizzazione e valutare proprio l'applicazione di queste linee guida deontologiche. Partendo dall'ipotesi di lavoro che la narrazione mediatica della violenza di genere è fortemente influenzata da fattori culturali e professionali e che c'è una discrepanza tra le linee guida deontologiche e le pratiche giornalistiche quotidiane, ho avuto questi risultati. Innanzitutto la formazione e la deontologia sono i pilastri imprescindibili per trattare in modo rispettoso e curato i casi di violenza di genere. Questo significa avere ben chiaro e una conoscenza profonda delle linee guida che ci sono a disposizione, proprio per evitare la spettacolarizzazione e anche la normalizzazione della violenza. Che sono appunto le problematiche centrali nella copertura mediatica, influenzate tante volte anche dalle logiche commerciali e sensazionalistiche. Infatti è uscita una differenza tra il giornalismo cartaceo e i media online. Infatti la differenza sta che i media online sono purtroppo fuori controllo. Le notizie girano, sono fugaci e quindi è molto più facile trovare articoli pieni di stereotipi, pregiudizi che violano la privacy delle vittime e la trasformano in soggetti di ulteriore esposizione traumatica, quindi una vittimizzazione secondaria, e portano anche appunto alla diffusione di bias e stereotipi, appunto pregiudizi. Invece il giornalismo cartaceo ad oggi è ancora controllato e mantiene un tono più sobrio nella narrazione di queste notizie.
Un altro punto molto importante è il ruolo degli uomini nel dibattito sulla violenza di genere, in quanto un maggiore coinvolgimento degli uomini appunto potrebbe contribuire a costruire una consapevolezza collettiva più ampia. E infine concludo con una frase che appunto solo attraverso un impegno collettivo che coinvolga giornalisti, redazioni, istituzioni e società civile sarà possibile costruire una narrazione mediatica che non solo informi ma contribuisca attivamente a combattere la cultura della violenza e la discriminazione di genere. Grazie mille. Grazie molto Caterina. Perfettamente nei tempi, vediamo se riusciamo a far partire anche il prossimo, di qua o di là, di qua forse. Lo fai partire tu? Sì. No. Sono multitasking, ma a quest'ora sono calati gli zuccheri decisamente. Allora siamo all'ultima presentazione per oggi, quindi alla chiusura del nostro convegno, e chiamo la dottoressa Giulia Sutta, vincitrice del premio Villotta 2025, con una tesi anche questa su temi sociali, ovvero cyberbullismo e aggressività negli adolescenti, ovviamente analisi nella prospettiva delle dinamiche sociali. Giulia si è laureata ad aprile, giusto? Appunto, quindi recentissimamente, e questo è, come dire, un consiglio, un suggerimento per il prossimo anno, perché il prossimo anno, vero Adriana, noi contiamo di essere qua in questo, ecco, ci proviamo, e quindi appunto contiamo di rinnovare questa edizione per il quinto anno del premio Villotta. Ricordo, premio di laurea riservato esclusivamente a laureati e laureate in relazioni pubbliche e comunicazione integrata. Di questo ringraziamo ancora l'ordine regionale, il Consiglio nazionale e la famiglia Villotta, Adriana Ronco Villotta, che l'ha voluto intensamente, e per noi è stato veramente un percorso veramente emozionante, abbiamo fatto con molto piacere. Bene, lascio il microfono, quello è acceso, sì, a Giulia Sutta, 10 minuti, non di più. Non so, prego. Buongiorno a tutti, per me è un grande onore essere qui oggi a presentare la mia tesi di laurea intitolata Il cyberbullismo e l'aggressività negli adolescenti, analisi delle dinamiche sociali, che è stata selezionata dall'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia come vincitrice della quarta edizione del premio di laurea. E desidero innanzitutto ringraziare il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Furio Baldassi, e Adriana Ronco Villotta, la promotrice di questo premio, e infine la mia relatrice, la professoressa Renata Codiglia. La mia tesi affronta il tema del cyberbullismo, che è un fenomeno sociale che rappresenta l'evoluzione del bullismo tradizionale, in quanto si manifesta attraverso i media digitali. Nella mia tesi ho voluto indagare quali fossero le dinamiche sociali che inducono gli adolescenti a mettere in atto comportamenti aggressivi e violenti online, ma prima di approfondire questo ritengo sia doveroso fare una contestualizzazione in merito al delicato periodo in cui si manifesta il cyberbullismo, ovvero l'adolescenza. L'adolescenza è una fase cruciale della vita umana nella quale si plasma l'identità e la personalità dell'individuo attraverso l'imitazione di modelli di comportamento che vengono osservati quotidianamente, e i mezzi digitali offrono un'ampia gamma di questi modelli, che però rende quindi ancora più difficile per gli adolescenti distinguere, comprendere e scegliere i valori morali e comportamenti da seguire. Infatti spesso questi modelli risultano idealizzati o addirittura irraggiungibili, per cui l'impossibilità per questi giovani di raggiungerli gli fa sperimentare un senso di frustrazione e fallimento che gli induce poi a mettere in atto comportamenti aggressivi. Ed è la frustrazione l'elemento comune che ho individuato in tutte le teorie sull'aggressività da
da me studiate. La teoria più completa sull'aggressività è il General Aggression Model, qui rappresentato. Infatti i fattori personali, secondo questa teoria, fattori personali e situazionali influenzano il presente stato interno del soggetto e anche il modo in cui il soggetto elabora le informazioni. Il presente stato interno è formato da 3 elementi, che è lo stato cognitivo, ovvero i pensieri del soggetto, l'arousal, ovvero questo stato, questo sentimento provato, e lo stato emotivo, ovvero l'etichetta che viene attribuita a questo sentimento. Queste informazioni vengono processate attraverso un pensiero automatico che si avvale di euristiche di giudizio che rischiano però, quindi che permettono di elaborare un pensiero automatico e inconsapevole, ma rischiano di produrre delle risposte impulsive e quindi anche di tipo aggressive. Se l'individuo decide di non accettare questo tipo di risposta primaria, passa a un'elaborazione più controllata e quindi di tipo consapevole. Nonostante ci sia consapevolezza da parte dell'individuo, questo può mettere in atto comunque azioni aggressive, e quando il soggetto si avvale di mezzi dei media digitali, allora si parla di cyberbullismo. Appunto, l'individuo, quando mette in atto comportamenti aggressivi, prova uno stato di dissonanza cognitiva per il fatto che questi entrano in contrasto con i propri valori morali, per cui il soggetto utilizza dei meccanismi di disimpegno morale per alleviare questa dissonanza, questa incoerenza interna. Infatti nella mia analisi delle dinamiche sociali, per ogni dinamica sociale ho abbinato i meccanismi di disimpegno morale che appunto il cyberbullo può avvalersi per ridurre la dissonanza. La prima dinamica sociale analizzata riguarda il supporto e il rinforzo del gruppo sociale. Infatti questo ha un duplice ruolo, può offrire supporto sociale alla vittima riducendo al minimo gli effetti del fenomeno, oppure può rafforzare il comportamento del cyberbullo legittimando le azioni aggressive. In questo secondo caso, il cyberbullo e il gruppo sociale possono mettere in atto 2 meccanismi di disimpegno morale, ovvero la diffusione delle responsabilità, quindi le responsabilità vengono distribuite tra tutti i membri del gruppo in modo da ridurre il proprio senso di colpa, e il dislocamento delle responsabilità, quindi si attribuisce la responsabilità solo all'effettivo esecutore dell'atto, per cui il gruppo risulta deresponsabilizzato. La seconda dinamica sociale da me analizzata è l'anonimato del cyberbullo. L'anonimato favorisce la disinibizione nei comportamenti online, in quanto l'anonimato dà l'impressione di avere maggiore libertà di espressione e quindi anche meno percezione della sanzione, della punizione. E appunto questo effetto si chiama online disinhibition effect. I meccanismi di disimpegno morale che il cyberbullo in questo caso può mettere in atto sono 3. Il primo riguarda il confronto vantaggioso, quindi si fa un paragone tra il proprio comportamento aggressivo e altri di maggiore gravità in modo da ridurre il proprio senso di colpa. Il secondo meccanismo è l'etichettamento eufemistico, quindi si modifica il significato della propria azione in modo da ridurre le proprie responsabilità. E la terza riguarda la distorsione delle conseguenze, quindi la minimizzazione di queste. La terza dinamica sociale da me analizzata riguarda la carenza di intelligenza emotiva e empatia nel cyberbullo, la quale non permette a questo soggetto di provare emozioni e sensi di colpa per le azioni e le vessazioni che infligge alla vittima. E questa carenza di empatia può essere causata dalla continua esposizione a episodi di violenza e aggressività che vengono osservati sia quotidianamente che online, diffusi dai media digitali, e produce quindi questo effetto di desensibilizzazione dell'individuo. In questo caso i meccanismi di disimpegno morale messi in atto sono la colpevolizzazione della vittima, la quale produce in realtà 2 effetti: la deresponsabilizzazione del cyberbullo e l'autocolpevolizzazione della vittima. L'altro meccanismo riguarda la deumanizzazione della vittima, quindi il cyberbullo si considera legittimato di mettere in atto azioni aggressive nei confronti della vittima in quanto non la considera come essere umano.
L'ultima dinamica sociale da me analizzata riguarda la trasformazione della vittima in un cyberbullo. Infatti chi è vittima di bullismo spesso si avvale dei media digitali per rispondere a questi attacchi. Gli effetti appunto sono due. L'autostima minacciata, infatti come sostiene la Truth and Egotism Theory, il soggetto che ha un'autostima elevata ma allo stesso tempo instabile, fortemente dipendente dall'opinione altrui, tende a reagire in maniera aggressiva quando subisce una minaccia alla propria autostima. L'altro effetto riguarda la tensione accumulata, infatti il General Strain Theory sostiene che il soggetto il quale prova esperienze negative come il bullismo accumula tensioni, frustrazioni e la manifesta in maniera aggressiva. In questo caso il meccanismo di disimpegno morale utilizzato è la giustificazione morale. Ho condotto inoltre una ricerca empirica di tipo qualitativo attraverso il metodo del focus group con l'obiettivo di verificare la conoscenza e la consapevolezza del cyberbullismo da parte di adolescenti e di verificare la conoscenza delle dinamiche sociali. Ho realizzato una ricerca empirica grazie a 5 studenti di una scuola secondaria di secondo grado che volontariamente hanno partecipato. La discussione è stata registrata, trascritta e analizzata. I risultati prodotti sono 3, ovvero che questi ragazzi hanno una buona conoscenza del fenomeno, sono riusciti a individuare 2 delle 4 dinamiche sociali da me esposte e hanno utilizzato, con mia sorpresa, 2 meccanismi di disimpegno morale per giustificare il comportamento del cyberbullo. Quindi in conclusione possiamo affermare che appunto la teoria da me proposta è quella più completa che permette di spiegare l'aggressività. I partecipanti del focus group sono poco consapevoli delle dinamiche sociali del fenomeno e gli intervistati appunto hanno utilizzato in maniera inconsapevole meccanismi di disimpegno morale. Grazie per l'attenzione. Grazie molte Giulia Sud, siamo veramente titoli di coda. Lasciatemi ringraziare i nostri partner di progetto, Consiglio Nazionale dell'Ordine, Ordine Regionale dei Giornalisti Friuli Venezia Giulia, Adriana Villotta, Assocom, giusto, che è stato appunto partner di questa operazione. Ringrazio i relatori e relatrici, tutti e tutte. Direi che questa mattinata è stata veramente ricca di tante cose, ricca di spunti, io spero ricca di tante domande e poche risposte, quelle le chiediamo a ChatGPT. Grazie a Tutor e staff per l'organizzazione, sempre noi siamo, per il supporto in tutti i sensi. Una buona riuscita di questa mattinata. Ammetto, ero terrorizzata stamattina perché con tutta questa tecnologia di qua, di là e là via, dico qua andiamo in tilt, ecco, perché la tecnologia è sempre il nostro tallone d'Achille, sempre, tutti noi umani intendo, per quanto ci mettiamo d'impegno. E studenti e studentesse, grazie della presenza, ai giornalisti. Vi aspettiamo anche l'anno prossimo, sapete che verso l'ultima decade di maggio l'appuntamento è fisso ormai. Procediamo con la premiazione, sì, e quindi chiediamo alle premiande di appunto prepararsi, ne facciamo una alla volta. Adriana, se vuoi una battuta finale ti lascio il microfono perché ci teniamo. Una battuta finale soltanto per dire grazie a lei, perché questa ha lavorato veramente. Altro che ChatGPT. La battuta finale questa sua. Diciamo le grazie con un grande applauso.